No, cosa l'aria, lo zio, con le gambe funziona? Non c'è il filtro, Non c'è il ma in filtro. questi giorni vedo un attimino pure di prenderlo. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. 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 Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Buonasera. Il gioco, Il divertimento. la favola, Il Napoli. il Napoli. Il Grodol. Un attimo soltanto perché un po' di bordello. Forza Napoli. Scusate. Noi ci siamo chiusi dentro perché non si può fare un cazzo, ragazzi. però. Allora, Gianmarcone, questa sera ci proviamo questo titolo che molto probabilmente, se fatto in un certo modo, Gianmarcone, questo titolo lo portiamo. Ci possiamo azzeccare. No, lo portiamo perché noi già con Paper Please in forma privata e ci siamo divertiti un bel po'. Con questo possiamo migliorare ancora. Quindi a sto punto lo avviamo, credo di aver risolto anche per l'audio tranquillamente. Allora, vediamo solo di farlo andare in un modo bueno. Questa è una demo limitata, va bene, va bene. Tu se sei limitato bene, tu passi nel carrello degli acquisti. Mi riesci solo a mettere una luce un po' più stabile? Sì, ma ci settiamo tutto con calma. Aspetta un attimo, facciamo tutto subito. Allora, mettiamo la solita lucetta celestina. No, perché sei triste, Francesco? Che è successo? Io già lo so mo che dice. Perché sei triste, Francesco? Già lo so mo che dice. Francesco, non essere triste, Ma che è no, successo? mo ti faccio vedere che dice. Allora, vediamo un po' sottotitoli PNG, ok? Dai, aspetto te prima di partire. Dai, che è successo? Di figliuolo, cosa è successo? Parla, Francesco. Vabbè, non c'entra niente. Ah, vabbè, hai fatto bene. Stai meglio adesso? Devo stare che domani mattina devo andare a lavorare alle 5, ti devi svegliare. Francesco, ti posso dare un consiglio di vita? Attento ai buchi, in generale, che siano virtuali o non. Sì. Stai attento. Attento ai buchi. Perché sono un ragazzino viziato bastardo. Fino a quando lo sai e sei conscio, per noi non ci sono problemi. Ti amiamo così. Io non ti avrei dato del viziato bastardo, però ok. Pezzo di me, sì. Pezzo di merda, sì. Però allora, caro amico. Vediamo un attimo qui che cosa si dice. Brigada Games, presenti? Pensavo Brigate Rosse per un momento. Ok, si vede. Perciò mi dici pure se si sente il gioco in live, perché credo di aver settato tutto correttamente. Non me lo sarei dato nemmeno io, ma faceva più effetto. Giusto. Quindi tu sei un Paper Please in prima persona con gli zombie. Sì. No, Francesco, noi con Paper Please privatamente ci siamo fatti proprio le risate, io, Gianmarco e altri amici. Qual è il survival basato su Half-Life? Ecco, quale cosa? Francesco, consigliaci questo gioco. Allora, noi siamo qui, giorno 1, 1200, voglio abbassare un pochettino la grafica perché essendo una demo ed essendo un indie, già medio, ok. Si gioca pure in coop. Francesco, dici il nome. Se lo trovi, diccelo, che noi se riusciamo proviamo a giocare insieme se si può. Allora, noi ci dobbiamo accertare che gli infetti non entrino nella zona sicura. Allora, si muove, ti abbassi. Abbiamo un computer, voglio soltanto aggiustare un pochettino, se me la fa aggiustare la sensibilità, perché sennò c'è un problem. L'ho scaricato poco prima di iniziare. Factor. Ok, allora, Francesco, fammi una cortesia, mandamelo come messaggio su WhatsApp, in maiuscolo. Che non l'ho mai fatto. Tu se ce l'hai, ce lo possiamo fare in coppia in live. Se vuoi. Se no, possiamo fare sesso. Che alcune mod, alcune cose anche esterne di Half-Life, poi le ho fatte con gli anni, ma questa non l'ho mai sentito. Da un bel po' che non tocco Half-Life, quindi una rinfrescatina me la dovrei fare. Allora, buongiorno. Salve, andiamo subito al posto di blocco e iniziamo a esaminare i sopravvissuti. Allora, salve. Allora, eccoci qua. Buongiorno. Ok.
Allora, Gianmarco, io già sto pensando, te lo mando, ma 30 euro non ce li voglio Vabbè, per ora ci può stare non che ha ti speso preoccupare, un bel po'. preoccupare, Francesco, vai tranquillo, vai Ma poi tranquillo. perché scusa, tu stai facendo l'università? Mi sono perso qualcosa, Francesco. È vero, effettivamente. Stai facendo un'università e non ce l'hai detto, Fra? Se stai facendo l'università di stronzologia, stai studiando bene, No, Francesco. perché mi ha un attimo, non so se era tanto per dire oppure Allora, già veramente. mangia in ottica futura, visto che sesto titolo. Ah, vabbè, Giuseppe, tu Francesco. devi continuare a pagare. Dettagli. Vabbè, sti cazzi. Oramai dal tuo Pure alto qua posto come dirigente, sei quindi non c'è problema. multimiliardario, sì, tranquillo. Dimmi, zio. Se il gioco merita, io ti farò un bel pulsante qui. Il prossimo. Il prossimo. Ok, va bene. Il prossimo. Allora, 5 esami di stramerda che mi porto da 3 anni. Capì? Allora, zio, che riusciamo a notare? Sintomi. Puoi registrare i sintomi trovati sulla mappa del sopravvissuto. Allora, qui trovi tutti i sintomi noti e le probabilità di infezione. Segna i sintomi rilevati per decidere dove assegnare il sopravvissuto. Stai attento, potrebbero esserci più sintomi, i sopravvissuti potrebbero cercare di nasconderli, ma più tardi avrai strumenti per rilevarli più facilmente. Allora, vediamo bene. Lui pelle arrossata, lo zio. Pelle arrossata. Pelle pallida, pelle verdastra. No, pelle arrossata. Ok, quindi arriva uno, lo segni, a questo punto c'ha la pelle arrossata, lo segniamo. Sì. Per assegnare il sopravvissuto. Ah no, così è safe. Pelle arrossata è ancora tranquillo. Okay. Pelle pallida sei un attimino preoccupante. Pelle gialla. Non va bene. Herpes è normale, lentiggini vanno bene. Eruzione cutanea va bene. Lividi vanno bene. Livido rosso non va bene. Tagli sulla pelle non vanno bene. Infezione da sangue. Vabbè. Necrosi non va assolutamente bene. No. Morso, esci fuori subito immediatamente da qui. Sangue, indicatori. Ci sono un bel po' di cose. Ok. Dobbiamo stare attenti. Francesco, il link del gioco inoltraglielo pure su WhatsApp se non l'hai già fatto. Allora, una volta identificati e segnati tutti i sintomi, devi decidere dove assegnare il sopravvissuto. I per la mappa di distribuzione. Invia in quarantena quelli qui. Ragazzi, stiamo facendo il tutorial. Perché? State eliminando un po' di zombies. Vabbè. Invia in quarantena quelli i cui sintomi non indicano chiaramente se sono infetti o meno. Puoi esaminarli di nuovo nei giorni successivi. Dobbiamo accertare che questo è già interessante come cosa. Verso l'eliminazione, quelli di cui sei sicuro che siano infetti. Blocco dei sopravvissuti, ne abbiamo 18 su 20. Blocco dei sopravvissuti per quelli i cui sintomi non hanno suscitato sospetti. Verranno evacuati da lì e riceverai la ricompensa corrispondente. E poi un altro. E c'è un'altra zona che nella demo non c'è. Allora. Lo teniamo un po' in osservazione. Che c'ha la pelle arrossata. Ok. Noi selezioniamo. Prego. Non è che gli fai la mossa Kansas City all'improvviso. Oh, no. Ok. Allora, Gianmarco, premi tu R, vai. Vai Gianmarco. E il prossimo. Ok, no, funziona. Pensavo non funziona. Allora, così studiamolo. Allora. Aspetta un attimo. Allora, pelle mi sembra abbastanza normale. Michael Rogers. Allora, partiamo da sopra, vai sopra. Allora, occhi non mi sembra di vedere né occhi giallastri. Scusi. No, gli occhi sono normali. Se c'è qualche morso, vediamo se c'ha segni di morsi o taglio, così. C'ha dei lividi, ma i lividi non erano preoccupanti. C'ha dei lividi. Lividi vanno bene. Che dice livido? No, livido va bene. No, nella descrizione. Nessun segno di infezione. Di solito non invasivo. Ok. Quindi abbiamo livido, c'è altro di preoccupante? Quindi noi adesso segniamo questo e che ce lo siamo messi, vedendo fa vedere pure un'altra volta gli altri. Secrezioni che c'era? Non c'è sangue dal naso, dalla bocca, non hai pus dal naso, pus negli occhi, che cosa c'è? Sotto gli occhi che è sporco. Segno di sporcizia. Ah, perfetto. No, vabbè, tu stai bene. A meno che non allora aspetta, questo lo mandiamo dentro convinti che è buono. In realtà c'è un morso qua e ci spiega, guarda, tu puoi esaminare sotto i vestiti per vedere i morsi e quant'altro. Questo io lo manderei qua.
Prossimo. Next. Signorina, salve. Signorina. Mi ha morso Signorina. il cane. No, la zia. Signorina. Allora. Signorina, lei ha un bel morso, guardi, lo mettiamo anche così, ecco, c'è un morso, quindi qua ti metti solo il promemoria, questa è l'enciclopedia dei segni, così te li segni facilmente, non perdi tempo come in altri giochi simili dove tra la schermata del problema e decidere cosa fare è un bordello. Qua fai tutto in 2 schermate e sta cosa già mi piace. Tu a questo punto liquidazione. Forza, sì. Tu, mi dispiace. Starai benissimo. Vai con lui. Vai con lui. Vai con lui, starai bene. That's it for today. Hit the bumps. We've got another Al momento long lasciano là forse. Ok, e Per- finisce la giornata. Ok. Da qua mo si entra da qui. E abbiamo la stanzetta dove ci andiamo a riposare. Easy. Ok. A posto, fatto. E questo è il day one. Cosa tranquilla, serena. Ok, andiamo a controllare quelli in Ok. quarantena. Ok, va benissimo. Allora, andiamo qua, le porte si aprono in automatico. Quindi vai nella quarantena. Se mandi qualcuno in quarantena, controllalo il giorno dopo. I sintomi potrebbero essere cambiati e puoi prendere una decisione finale. Esamina nuovamente i sopravvissuti che hai mandato in quarantena. Quelli a cui sono scomparsi i sintomi possono essere inviati al blocco. Se un sopravvissuto era infetto e lo lasci in quarantena per 2 giorni, si trasformerà in zombie e uccide tutti quanti gli altri. Quindi dobbiamo stare attenti. Con La la purificazione leva, uccide tutti in ammazzi quarantena. Vediamo. Allora, qui poi penso che abbiamo altri, perché vedo, switchando il menu, Sì, potenziamento sì. e base, ne possiamo anche potenziarci la base e aggiungere cose. Allora, quindi un attimo di qua, un attimo di qua. non mostra più i sintomi, ma quindi può essere trasferito nel blocco. Quindi tu tieni, ok, tiene anche in dettaglio, in base alla persona. Siamo Ok, pronti. ok. Si salva le cose che abbiamo segnate, quindi pro e contro, sia che Sì. le abbiamo segnate bene o male, comunque tiene traccia, non dobbiamo tenere a mente determinate cose. Allora, vabbè, lui ci ha detto che sta pelle bene. rostata tolta, non c'è più lividi, non c'è più graffi, non c'è più niente, temperatura e altro non la possiamo esaminare. Ce l'abbiamo là per ora. No, però non li possiamo, non li possiamo la fare, no, pistolina. non li possiamo fare. Ok. Tu puoi andare. Tu stai bene. Prendi lo scanner. Oh, Subito. sì. Torcia e scanner. Tecnologia rivoluzionaria per l'ispezione umana che permette di vedere Eccolo attraverso qua. il tessuto come vestiti e scarpe. Con uno mettiamo lo scanner. Utilizzi uno per rilevare i sintomi esterni sotto i vestiti, combinate con la torcia UV FF per rilevare i sintomi nascosti che sono visibili, che non sono visibili a occhio nudo. Va bene. Ok. Con questo si tolgono. Ok. Allora, tu hai un attimo il naso sporco. Ora si sta per succedere il bordello. Sei pronto? Allora, fra 2 minuti finisce la partita e il Napoli ha vinto ufficialmente lo scudetto. Quindi, Gianmarco, io direi, per festeggiare anche a modo nostro, anche se non seguiamo il calcio, apriamo le porte dell'inferno. Facciamo sentire. Si sentirà anche con la finestra. No, però a questo punto, allora, prendiamocelo tutto di parte. Mettiti là, vai. Allora, io apro. Perdonate il pigiama, ragazzi, ma a quest'ora. Questa è l'introduzione. Ce la passiamo così, al limite. No, 5 di recupero, mi sa. 5 di recupero. Francesco, si sente? Ho fatto cambiare anche il caricatore, oggi ultra fast. Quindi così stai a posto. Allora, noi siamo ancora live, sì. Ma 60 fps. Forse a breve non più per l'esplosione che ci sarà. Allora, intanto continuo a vedere un attimo lui sulle chiappette.
Qua, che parate. Ah, però sì, di 4 minuti. Allora, il Napoli è in vantaggio di 2-0. No, così. non c'è Peppe. Non c'è Peppe. Non c'è Peppe. Peppe è di là che è crollato, ha fatto turno di sera, turno di mattina, è crollato letteralmente. Prima non riuscivamo a svegliarlo, Francesco. No, era... Penso hai sentito dal mio microfono, Francesco, la voce del tipo fuori e magari ti è sembrato Peppino. Ma non è Peppe, purtroppo, bro. Allora, lui dovrebbe stare bene, anche con i raggi. Però fa sti puntini, non riesco a capire. Allora, controlla bene. Aspetta. Aspetta, Pippo Baudo, c'ha dei puntini qua dietro. Aspetta. Però puntini non mi ricordo se erano... E difatti cambia anche il cursore, guarda. Fa tipo un cerchietto e ti fa capire dove sono le zone. Allora, vediamo un po' nei sintomi. Non mi sembra uno di questi. No, sono segni normali. Aspetta, però c'è Lividozzo qua. Questo lo dobbiamo segnare. Aspetta, c'è Lividozzo. Questo lo dobbiamo segnare. C'è Lividozzo qua. Ok. Vediamo che altro c'è. Vedi pure le natiche, lo zio. Ticone c'ha mutande, non vede sotto le mutande il raggio. Senti, piedi? amico. Vedi qualcosa? No, i piedi tutto a posto, ho visto prima. Okay. No, che stava alla finestra. Posto? No. Allora, guarda, questo in faccia. Sono tutti lividi in realtà, pure questo è un livido, mi sa. Allora, senta lei, facciamo una cosa pure per capire. Per oggi se ne stia a riposo, signor Lopez. Non ti preoccupare. Tu vai, se stai bene domani tutto altrimenti ammazzi pure i tuoi figli poi, non vende. Tanto domani ti controlliamo, se stai bene vai via. 2 giorni non stai qua dentro. Allora. Francesco. Tu c'hai gli occhi gialli. Però giallo non era ancora super preoccupante. C'hai gli occhi gialli. Però aspetta, non è quel giallo là, sì. No, è il primo. È il primo. Ok, c'hai gli occhi gialli. Allora, poi, pelle a posto. Un attimo, lividi. Magari alla salmonella. Magari sì, Francesco. Si vede qui non ha niente, qui non ha niente. Andiamo un attimo dietro. Allora. Fai un po' di torcia UV pure, lo zi. Ultimo minuto di partita. Attenzione, attenzione. Ok, tu sei. Questo è un morso. È un segno di morso, lo zi. Aspetta, andiamo da vicino. Vedi il menu? Sono tipo 2 macchie a forma di bocca. Lo zio, è un morso questo. Sì, questo è un morso. Lui c'ha il morsone. Non è niente di questo, non è. Magari un morso che si è disinfettato e se l'ha ammacchiato, capito? Senta lei, tanto è la versione demo. Facci una cosa. Se ne vadi e arrivederci. Capiamo, vai tranquillo, vai con lui. Non ti preoccupare, non ci sono problemi. Tanto se abbiamo sbagliato ce lo dice. Inviato per liquidazione. Ok, avanti un altro. Uccidendo un blocco infetto più 900, quindi era infetto. Okay. Tu hai già del sangue che ti esce da bocca. Togli gli occhiali. Ok, allora. Tu già hai sangue alla bocca, quindi già solo per questo, proprio senza perdere tempo, un attimo in quarantena e via. Signorina, lei ha sangue dalla bocca. Signorina. Allora, tu stai lei è di colore o è grigia? Perché a me sembra un po' grigia, lo zio. Allora, facciamo il confronto con quello che ci mette il gioco davanti, tanto ci dà la telecamera. No, pelle pallida è completamente un'altra cosa. Scuro, è di colore. Ecco, è una donna di non colore. Ci sono problemi. Si vedono le minne, lo zio. No, reggiseno e mutante si vedono per entrambi. Vedi a posto? Vedi ma bene... tanto appena esce il gioco, sospetto che qualcuno la mod la faccia subito. Lo zio, questa è necrosi. Sì, questa mi sa che è necrosi. Sì. Sì. No, lo zio. Senta signorina, il mondo è difficile, Walking Dead ci ha insegnato pure tante cose, e non solo quello. Io gioco a Resident Evil, lei muore. Mi sa che sta per finire. Mi sa che ci siamo.
Momento. Gianmarco, libera il cratere. Ah no, è finita, è finita. È finita? Sì, sì. Pensavo peggio. Ok, si stanno contenendo. Finita. No, Gianma non è ancora finita del tutto, non c'è stato il fischio finale, che mo... No, no, così sto vedo da qua. Ah, è proprio finito già il Sto vedendo qua, 100%. sta la gente in mezzo al campo. Pensavo di più. No. Non hanno fatto invasione di campo. No, sono sceso proprio, guarda, se ti alzi, lo vedi pure tu, guarda. Guarda là. Stanno i giocatori che stanno già festeggiando, tutti in mezzo al Se campo. si tolgono le persone davanti. Eccolo là. Sono scesi proprio in persona, così. Guarda là. Sinceramente pensavo peggio. Pure io pensavo peggio, onesto. Pensavo peggio. Perché ti piace il mio pigiama, di la verità. È molto fashion. Va bene. E questo è il numero 4. Questo è lo scudetto numero Con 4. l'allenatore della Juventus. Fa ancora più ridere. Io non seguo il calcio, però conoscendo la storia del Napoli, ti dico, per come avevo sempre capito, io ricordo del secondo scudetto perché ero piccolo Vabbè, figurino, e mi portarono in giro, ho dei ricordi vari di me in macchina da piccolo ed era un bordello. Però avevo sempre capito, e questo è il numero di cadaveri che abbiamo fatto, che hanno calcolato pure i minimi dettagli, quindi è fatto bene sto gioco. Ok. Alla fine non abbiamo ucciso tutte quelle persone, così abbiamo No, ucciso 3. due. No, e non mandato pure l'ultimo. 3 ne abbiamo ok. uccisi. 3 o 4 e ci troviamo col numero. Dobbiamo vedere dopo il prossimo se cambia. Credevo comunque che vedere uno scudetto del Napoli per me fosse una cosa non succederà mai. Azzarolo 2 in pochi anni. 2 in 3 anni praticamente. Va bene. Allora, per il momento stiamo svolgendo bene il nostro lavoro, mi sembra. Così. Tutti quelli che hanno provato e fatto passare rimangono nel gioco. quando non verranno quelli Wow. pure la base. Ciao Marco, aspetta. Io devo vedere immediatamente una... Lo sai, quando mi dai gestione, io faccio gli occhi a cuoricino. Tu quando esci, gioco, che a questo punto Demo sa di poco. Gianmarco, 22 maggio. No, c'è un problema allora. Oh, non hanno aggiornato la data qua, forse è la data di uscita della demo. Vediamo un attimo le notizie ufficiali, aspetta. Ci sono i primi 7 giorni in game. Aspetta, questa è la demo. The Last Check è la demo, quindi è uscita ieri, tutto a posto. E il gioco proprio? Il gioco esce a settembre 2025. Ah, ok, perfetto. Perfetto. Lo lasciamo pappoleare con Peccato che ci piacere. vuole ancora un po'. Peccato però ci troviamo già per la stagione 3 a settembre, già ci troviamo un titolo, già sappiamo cosa fare. A posto. Stanno aumentando di ritmo, Gianmarco. Te l'ho detto, mi sembrava strano. Magari alcuni non avevano capito che era successo tra il casino e tutto, ma lo stanno capendo. Sarò con te. Allora, noi proviamo a svolgere il nostro lavoro normalmente. Allora, qui puoi monitorare il numero di sopravvissuti, il loro stato se sono sani o malati, la quantità di risorse necessarie e disponibili per giorno, gli stati e il livello degli edifici attuali. Puoi anche migliorarli e costruirne di nuovi. Assicurati che il blocco abbia abbastanza posti e cibo per il numero di sopravvissuti ospitati, altrimenti le persone sane potrebbero iniziare ad ammalarsi il giorno dopo e i malati a morire. Tende e mensa, numero di posti in tutte le tende, viene visualizzato in rosso se il numero totale di posti, se hai meno posti devi farne altre. Ogni persona deve avere la tenda sua. Posti in mensa, quanti posti ci sono a sedere e quanto pranzo si riesce a cucinare. Mamma mia. Dobbiamo calcolare quanta energia spendiamo. Allora, queste parti qua sì. È Capodanno, Gianmarco? Attenuiamo per quanto possibile. Capodanno a Napoli. Allora, come vedi oggi non c'è cibo né carburante, devono essere portati dal magazzino, ma prima devi acquistare queste risorse. Rifornisci il magazzino. A questo punto spendiamo tutti i soldi. 1280 va bene. Ora che il magazzino è pieno di provviste e carburante devi consegnarli al blocco. Vai al magazzino. Okay.
fornisci. No, non è qua. Ok, già è fatto, è fatto. E possiamo aggiungere poi vari... Madonna. Tipo, noi da qui vediamo che abbiamo 2 sopravvissuti perché sono quelli che noi abbiamo Però fatto sono passare. malato. C'è un malato. Ah, consumano più cibo i malati. Ok. E noi eventualmente mettendo una tenda perché ci sono i kit medici, Sì. perché la clinica c'è e gliela facciamo costruire subito a 1300. Però a sto punto di già potenzia. In base al numero vanno pure potenziate le cose, a posto. Quindi a sto punto consumi 4 di energia. Dobbiamo addirittura fare così. Aspetta. Fermi che lo sto capendo. Vai, Premi vai. qua. Li potenzi di nuovo. Max. E al momento al livello massimo che ci saranno più livelli. Sì, sì, Ci ovviamente. saranno più livelli. Se noi facciamo così, fatto. Abbiamo 10 di energia. In totale facciamo anche un altro generatore. Li fornisci sempre per il limite massimo che mo adesso non possiamo alzare, ma se voglio dare energia anche un po' a questo, come funziona? che lo devi potenziare, però ci vogliono i soldi e questo dice che è al massimo livello. Ok, vabbè, forse abbiamo fatto una cosa in più perché non ci ha ancora spiegato della tenda. Tanto è una demo. Ma siamo infetti anche noi per caso alla fine. Oggi potrebbe Ma te la esserci un butto così problema, in tanto per, effetti, Allora, abbiamo 2 obiettivi, così. gli obiettivi, potenziamento è wow. scanner, stetoscopio per sentire il battito. Wow, oggi su gioco in azzecca. Dobbiamo anche difendere. C'è anche una modalità tower defense dove dobbiamo difenderci. Sei Oh, simpatico. oh, sì, con gli aiuti. Oh, già, ma questo si fa al day one, Sì. Questo si fa al day one. Load the supplies and fuel Ah, into the car. aspetta, ecco, già no, già, ma non vanno in automatico, li dobbiamo portare noi. Fatto noi. Vabbè, faremo noi. Vabbè, allora, aspetta. Autotech, vai, Ah, prendi. ok. Sì, vai così, vai. Pick up the card. Allora, aspetta. Ok, la cosa che mi sembra buona, ma non so se nella demo e se sarà pure nella versione completa, ma non c'è un limite di tempo No, per i giorni. no. Allora, aspetta, Gianmarco, Now, guida. deliver the supplies and fuel Allora. to the block. Quindi dobbiamo andare di qua. Perché avevo capito, diceva, prendi dal magazzino e credi anche tu, pensavi fosse il menu magazzino. No, no, è proprio il magazzino, vabbè. Salve. Allora, The supplies need to go ragazzi, to il the momento che dining diamo hall tutti a tutto, and the fateci solo fuel capire. Allora, to the generator. la prendiamo qua. Prendi la risorsa necessaria dal carrello oppure per il trasferimento automatico. Aspetta, c'è il trasferimento automatico, però la dobbiamo avvicinare. Ah, ok, comunque hanno snellito alcune cose. Aspetta, no, queste sono le viste. Aspetta, vediamo sul fermo. Mi fanno uscire. Mica sui kit medici questi. No. Ma con questo però voi fate già tutto. Un po' di benzina, non dovremmo darla anche all'altro. Allora aspetta, prima dobbiamo dare l'energia. Visto che abbiamo portato il tutto qui. Ah, devi mandare la corrente. Allora, la diamo alla clinica per il malato. La mensa per farli mangiare. Allora, aspetta, ma dobbiamo capire. Allora, Si è andato in sovraccarico, mi sa così. Non ce la fai a tenere attive. Allora, aspetta, facciamo una cosa alla volta. Allora, questi qua, è quello che ha preso il volo. Sì, però dove cazzo vanno? Aspetta, ma proviamo subito. Tanto basta che andiamo vicino alla zona che
dovrebbe posarlo in automatico. Aspetta, ci sta dando pure il segno di là. Nella sala da pranzo, ok, c'è i cesti. Oh, GTA, vai. Allora andiamo a prendere le altre cose. Possiamo anche correre col carrello. È finita, le cose voleranno tantissimo. Insomma. Go get some sleep. No, We're no, not che checking cosa è any new finito? Aspetta, survivors today. aspetta, che è finita? Abbiamo comprato 800.000 cose. Aspetta un attimo. Clusters in nearby areas. So we need to be Aspetta. ready. Tu compri dal magazzino. Sì. Una volta che compri dal magazzino ce li hai qui di scorta e poi li devi portare giorno dopo giorno lì in base a quanti ne hanno dal deposito che tu gli hai comunque dato le cose. Ok, ok. Ha detto ci sono grandi gruppi di zombie nelle E mo vicinanze. ci fa fare la modalità quella là. Ok. Quindi a sto punto se noi vediamo Medical Center. Ok. Bucarello può lasciare penso pure qua. No, sta là. No, già mi metti. Allora, vicino all'ingresso, così se qualcuno diventa zombie, si buggerà la porta. Scusa, Mettila sull'altro magari. facciamo così, guarda. Che bello. Salve. Campioni d'Italia. Allora, Mi mettiamo un divertiamo paio di qua. Ecco qua, a posto, fatto. Francescone dice ma io non ho sentito voce Peppe. Sì. Ciao Francescone. Adesso è prima. lui. Eccolo. Adesso Ora è l'ho lui. sentito. Sì, adesso è L'unico, lui. il solo, I festeggiamenti stavo a vedere. l'unico, il solo l'originale, non le imitazioni come hai no. sentito prima. Esattamente. Allora Peppino, abbiamo trovato sto gioco tipo prendi Paper Please, città invasa da zombie, noi controlliamo all'ingresso se una persona ha i sintomi di infezione oppure no, però dobbiamo anche gestire la base, i potenziamenti, e mo ci ha detto che un gruppo di zombie sta attaccando, è in avvicinamento, mettiamola così. Papers, Please, misto State of Decay. Poi mo è un nuovo giorno. Oh no, c'è un problema, che è Ci successo? stanno attaccando. Avviare il controllo del drone. Sì, ci stanno attaccando gli C'è la modalità dove devi respingere le orde. Va bene, movimento adesso e giù. Ragazzi, sì, mattino sei vivo. Giustamente. Effettivamente credevamo peggio. Perché oggi è Francesco. Abbiamo continuato la run. E ti fai un po' così di killate di zombie. Lui si è fatto un druido nudo. Nudo, No, fisso. volevo ricominciare pure io. Eh? Il mio salvataggio A me mi viene voglia di di andare avanti. Pure a me. Ah, ok, sei finito. Un asiatico. Bro. Oggi Più là, il livello 4, il livello 5. No, non perdere il segnale, per favore. praticamente stavamo entrando nel dungeon, uno dei primi, quello lì con i bambini. Dovevo aprire il passaggio con la pietra sopra. Francesco stava sulla pietra. Bomba! Capita. Bomba! Capita. Ma quanti ne sono? Oggi sono tanti. È un tower defense. Dobbiamo mettere i soldati coi fucili, Rozzi. Tra Ok. l'altro ho visto qualche giorno fa, non so se voi ve lo ricordate, Dici Peppino. il discorso che ha fatto il presidente d'Italia Baldur's Gate, Check them. Use this Mi ricordo che fece un bel discorso, ma non ricordo che cosa nello Aiuto. specifico. C'è Ok, un lo oracolo stetoscopio. per me, se succede veramente. Allora, stetoscopio, strumento per ascoltare e analizzare il respiro di un paziente. Il normale è verde, le anomalie gialle e l'infetto è rosso. solido. Ok, avanti un altro. CPP? No, il presidente dell'area l'anno scorso disse ragazzi, io ho conosciuto un oracolo. Ok. L'oracolo mi ha detto quali saranno i prossimi game immobiliari dell'anno prossimo. Ok. Saranno giochi fatti da gente che lo Allora, i fa per polmoni sono passione, liberi dalla respirazione soldi, sana. Ok. Ok, i polmoni presentano macchie della respirazione infetta. portare avanti le entrate, Quindi possibile come generazione ascoltare tu se te lo vai a rivedere parla di Expedition 33 bro, Esattamente. Magari saprà qualcosa, chi lo sa. 1-1. Chi lo sa. Lui c'ha un problema, lo zio. No, no, Enzo, non sta bene, non sta bene. Allora, tu La bocca, da pulire la Che è quarantena. successo? No, lui era infetto.
Lui era La infetto. tipa si è trasformata. No, non l'abbiamo uccisa, oggi ci siamo scordati la uccidere. Perché l'avevamo andata qua. No. Ammazza oggi. Polizia. Cose. Ecco, qua non c'è più nessuno. Chiama zombie, tecnologia del futuro, si risolvono i problemi. Allora, prego. Si è appena liberato un Allora, posto. guarda, c'era un attimo un problema, abbiamo risolto. Puoi andare. Ci vediamo domani. Avanti un altro. Ma siamo in negativo, lo zio. Meno 2,70 o sbaglio? Sì, ma dobbiamo iniziare un attimino. Allora, normale, tu sembra che non c'è niente. Sembra. Controlla bene, controlla bene. Allora, sintomi. Suoni. Questo è per il polso, questi sono gli indicatori. Poi tu hai una brutta tosse. Possono influenzare il cameraman, ok. Però la musica del gioco è troppo alta, copre i rumori. Ma quello è giusto qui perché se nel tutorial c'era comunque un'indicazione anche sul battito che ci esce sullo schermetto davanti. No, tu sei pure tu, c'è qualcosa che non va, tu aspetta. Non sta molto Vai in bene. quarantena, vai. Anche un altro. Next. Salve signorina. Via gli occhiali oggi. E anche il cappello. Allora, effettivamente gli occhi ce l'hai bene. Oh, bene, non c'è morsi. Sì, per Dica 33. È così, è normale. Sì. No, tu stai benissimo. Ok, abbiamo fatto anche dei Infatti è soldi. che forse non abbiamo più spazio, lo zio. E mo dobbiamo fare la fase gestionale e occuparci dei... Anche se ho visto che si è liberato una tenda e che forse il malato è morto. Quindi... Dici, Allora, vabbè, questa è la aspetta. vitiligine. Questa è vitiligine, lo zio. Lentigini. Lentigini, quindi tu hai le lentigini. Sei ok. Allora, Addosso vediamo un com'è la attimo. situa? Quella non l'abbiamo controllata con gli UV però. E noi quello prima l'abbiamo trovato. Che cos'è qui sul braccio? Un lividozzo. Aspetta, però tu hai cose. Sembra un tatuaggio, però. No, sono taglietti, Giamma. Sono taglietti? Sì, sono questi. I tagli sulla pelle sono possibili pericoli. No. Allora tu vai nella stanza con gli zombie, perché uno di quei due, io sono convinto che è zombie. Oi Lighter, bello, tutto a posto, Lighter, non tira qua. Siamo vivi e con la connessione. Cadde la connessione l'altra volta, se non mi sbaglio. Sì, Mario. Posto di blocco libero, Allora, nessun ingresso oggi. Quindi c'hai comunque un numero di persone al giorno Sì. da controllare. Allora, quindi se abbiamo capito un attimo il gioco, se noi adesso andiamo in base, questi hanno energia, però dobbiamo settare le cose poi nei singoli edifici, cosa che non abbiamo fatto ieri. Come facciamo? Giustamente dobbiamo collegare. Allora, colleghiamo questo. Colleghiamo questo. Miracolo oggi, tra l'altro. Miracolo, Peppino. Miracolo. Ok, ma adesso siamo riusciti ad attivare tutto. Questa è la torre che si può costruire eventualmente per migliorarsi. Buonasera, salve, Christian. Grazie Lighterone. Noi non siamo, né io né Enzo siamo, vabbè, a me lo sai che non sono un Ho messo seguitore, la ma sciarpa per il momento. siamo contenti comunque di un evento importante. Torre non possiamo mettere perché non ne abbiamo i soldi. Qui hanno ancora tutto. Sì. Quindi dovremmo vedere qua se hanno scorte. Visto che abbiamo speso tutti i soldi per fargli le scorte, al momento
Christian abbastanza bene. Tanti Non- auguri per questo Gran Premio Non di è Imola. il Gran Premio. Non è quello. La gara immacolata. Franci, hai sbagliato competizione, Franci. Possiamo andare a dormire. Ok, tanto abbiamo letto che la demo dura 7 giorni, tipo Sì. The Ring. Abbiamo altri 3. Poi switchiamo al principe e lì saranno dolori con quello che dobbiamo fare questa sera. Però abbiamo trovato sto titolo, lo facciamo al day one, 101% super confermato. Ok, oggi è il giorno dell'evacuazione, quindi tu li stipi un momento i sopravvissuti nella zona, li fai vivere al meglio, poi se ne vanno e prendi altri soldi, ok. Allora, nuovo giorno. Termopulsometro, strumento per misurare la temperatura e il battito di un sopravvissuto. Utilizzi il termopulsometro per determinare la lettura del polso e della temperatura. Un segno indiretto di polso elevato può essere il singhiozzo e di temperatura elevata lo starnuto. Ok. È fatto anche bene perché io a schermo, invece di darti una schermatina grigia su piccole cose che fanno la differenza, e tu non è che devi ricordare per forza, quando sale entro una certa soglia ti avvisa lui stesso in automatico, ok. Voi vi state meritando sempre più il day one, Allora, bagaglio, alcuni sopravvissuti portano un bagaglio, quindi esamina il bagaglio. Se ci sono oggetti comuni, tutto a posto. Se ci sono armi o abbiamo visto il braccio di uno zombie nei sintomi, non può andare via. Non può andare via. Cioè, proprio effettivamente paper please con gli zombie. Se ci sono segni di infezione dobbiamo fare là. L'eliminazione è anche obbligatoria se un sopravvissuto tenta di contrabbandare parti di corpi di zombie. Queste sono destinate ad essere usate come armi biologiche, ma qualsiasi contatto con esse risulta in un'infezione al 100%. Allora, signorina, salve. Salve. Lei ha bagaglio innanzitutto? Lei innanzitutto si tolga il cappello perché ispettori seri. Allora, mettiamo body scanner, vediamo un attimino qui. Ok, davanti stai bene. Vediamo con questo. Ok, qua stai bene. Andiamo un attimo dietro. No, perché è infetto? Ti ha detto... Credo sia la canzone, parte della canzone. No, perché capisci, era un segnale per qualcosa che abbiamo visto. Aspetta un attimo sulla mano qui. Ah no, è la mano normale, ok, sembrava un riflesso rosso. Allora, facciamo tutti i controlli del caso. Ma pure stai bene. La temperatura alla... Ok. Vadi. Zaino, aspetta, fermati. Vero, aspetta. Ecco qua. Lei ha tutto quello che non va bene, lo zio. C'è un'arma. Ah no, cacciavite il polso. Cacciavite lo fa come soggetto di un sopravvissuto. Ma perché il momento 970? Perché quando sbagli prendi malus e ti tolgono i soldi. Abbiamo sbagliato un bel po' di volte. Va bene, signori, guardi, lei sta bene, può andare nel blocco dei sopravvissuti. No! C'ha gli oggetti infettiosi, deve essere li ho eliminati. confiscati. E mi aveva detto la minaccia deve essere eliminata. Gli oggetti, difatti, li ho presi e li ho confiscati. E nello zaino li ho rimesso solo l'aglio. Sì, tu devi aprire e chiudere lo zaino. Togli gli oggetti negativi e la fai rientrare se è a posto. Se no prendi il bonus o il malus se non metti gli oggetti. Con l'UV non abbiamo controllato, ma c'era un teschio. Che cazzo di UV vuoi controllare? Allora. Next. Allora, tu già non stai bene. Tu già... Abbiamo lo zaino innanzitutto, che già capiamo la situazione. Allora, tu hai del cibo. L'UV che ti piace l'attivo, sì? Sì. Qua non c'è niente, qua non c'è niente. Allora, no, il cibo è tranquillo. Il problema sei tu. Il problema sei tu. Tu sei il problema perché un attimino... Non stai tanto bene. Allora, andiamo un attimo a controllare qua la situazione. Aspetta. Andiamo un attimo di controllare questi qua. Oddio, però questo c'ha ancora il sangue. Sì, però se non viene... Ah, forse perché ne possiamo tenere attivo solo uno alla volta. Ok, allora aspetta, dobbiamo controllare un attimo te. Allora, con gli UV non esce niente. No, e nemmeno c'ha segni visibili sul corpo. Però questa tosse c'hai tossella molto brutto. Vedi un attimo la temperatura.
No. No. C'è il battito elevato. No. Allora, tu vai in quarantena. Prendi zaino. Zitta, taci, vai avanti. Chiamiamo qualcuno fuori. Ti muovi anche un pochino così, mi fai un attimino preoccupato. Cioè, c'è proprio l'aspetto da zombie. Allora, tu, visto che abbiamo anche questo adesso. Febbre non ce l'hai, però quel sangue da bocca non si toglie. Allora, se andiamo a vedere i sintomi, sangue da bocca, sangue da bocca. Potrebbe anche avere un problema ai denti. Potrebbe avere delle lesioni fisiche o danni alle gengive causate da un'infezione virale, provocando una forte emorragia alla cavità orale. Allora, tu questo ce l'hai, perché ce l'hai. Temperatura stai bene. Fai di nuovo la visione scanner. Aspetta, vediamo un attimo la tosse. Vediamo la tosse. C'è una grave gengivite, sì. Io non capisco sto fatto, perché sono due macchie, manco di sui polmoni. Dipende quante macchie c'ha nei polmoni, ce ne ha poche, dovremmo rivedere il manuale, ma è bloccato qui. Poi quando lo facciamo ci rileggiamo per bene ogni singola cosa, e che sappiamo che è una demo, ci ha convinto e lo facciamo, poi ce lo facciamo con calma. Però almeno ci divertiamo e cerchiamo anche di capire. Allora guarda, volendo fare l'azzardo, tu togli il cappello per sicurezza. Temperatura abbiamo detto così. Io non lo farei entrare a questo così. No, No. Per me è no. Vai lì che sei al sicuro. Allora, ricontrolliamo lui che è da un giorno in quarantena. Allora, tu qui non c'è niente. Primo potenziamento da fare. Era giusto. Primo potenziamento da fare. Sì. Scanner più grosso. Sì. Allora, tu qua non c'è niente. Qua aspetta, c'hai dei tagli tu. I tagli però persistono. Però adesso possiamo controllare la tosse temperatura. E la temperatura, cosa che non avevamo. avevamo. Non sembra avere segni di un'infezione evidente, tipo mo ci vuole la tosse. Le macchie però ci sono. Ci sono delle macchie nere, ma ricordo sto fatto. Però la tosse è normale, sì. Si muove piano e con calma. Temperatura. Sei normale. Lo potremmo azzardare lui. Lui forse si può azzardare. Per te sì. Vai. Vai. Tu invece, che sei in quarantena da un giorno, vieni un attimo qua. Allora, noi non mentiamo. Partiamo da sta cosa qua. Noi vediamo quello che capiamo. Non c'è segni, non c'è cose. C'è neanche segnali strane, cose varie. Adesso segni evidenti di un'infezione io non ne vedo. Tu avevi le lentiggini e i tagli sulla pelle. Dove avevi visti i tagli tu? Mi sembra tipo dietro le spalle erano, ma non ci sono, quindi si sono tolti. Allora è guarito. Oggi teoricamente può passare. Febbre com'è? Allora, battito. Non hai neanche macchie nei polmoni, quindi va bene. Temperatura? Non si può andare. Ok, vai. Fa perché tosto, ma tu aspetti qua un altro giorno perché tu hai dei piccoli problemi. Allora, avanti un altro. Next. Prego, posi la roba sul bancone. No, tu aspetta un attimo. Sono solo allergie. C'è uno zaino? Vadi. No, vadi. Ma penso che non ci sia proprio niente da dire in nessun modo. Sei entrato tossendo, c'è il sangue che ti esce dalla bocca. Aspetta un attimo. Allora, occhi stanno bene, ok. No, signora, ci scusi se vediamo le sue parti intime, ma c'è un problema di zombie. Spegni un attimo UV, lo zio. Esatto, fatti un giro prima così e poi con gli UV. Allora, pure con gli UV mi sembra che non avesse niente. No, davanti no. Andiamo un attimino dietro. Allora, in linea di massima qua niente. Guarda di vedere anche i fianchi, però i lati. Sì, è vero. Ma tu sembra che stai bene, Sì, ma lei non sembra avere... Lei tutto a posto. Facciamo il solito check. Allora, temperatura e battito.
C'ha un gracidio alla fine. Questo non ce l'ha. Non è lo stesso. No. Sono diversi. Va bene, signora. Il collega Gianmarco dice di sì, io la faccio entrare. Il gioco ha avuto un attimo un calo di frame. Sì. Momento, fermi. Abbiamo controllato tutti. Allora, ma a sto punto, in base alle risorse e quello che abbiamo 6 sopravvissuti, li dobbiamo far restare bene, ne abbiamo 2 As malati. I said this morning, today's evacuation. Allora, Head cibo to ne the abbiamo, block to assign survivors corrente for ne hai, letti evacuation. ce ne sono. Ah, già, ma noi adesso dobbiamo fare anche il super check finale per decidere chi Non avete controllato effettivamente la se ne va. temperatura, è vero. Allora, vabbè, tanto lei è arrivata oggi, la controlliamo domani, perché il controllo principale è lì, però noi pure qua in qualunque momento li possiamo ricontrollare. Quindi un misto tra simulatore di medico, controllo di frontiera, gestire la base, tower defense e gestione Un delle po' di tutto risorse. sto gioco. Sì, quello che sì, abbiamo fatto prima. come la parte prima. Allora, a sto punto, per decidere gli infetti, vediamo lui dove ci fa andare. Al PC. Evacuazione. Distribuisci i sopravvissuti del blocco sui camion secondo le regole di smistamento. La conferma invia il sopravvissuto al camion senza possibilità di ritorno. Se completi l'evacuazione senza averli distribuiti tutti, dovrai attendere la prossima evacuazione. Avvia allora avviamo evacuazione. l'evacuazione. Vediamo che succede. Ma tu sei cugino del principe, gioco per caso che continui a inserire cose una dietro l'altro? Allora. Oppure lasciarli nel blocco. Qui possiamo mettere tutti e abbiamo 2 posti. Qui possono andare solo le donne. Allora, lui mi pare ci potevamo fidare perché aveva solo la pelle arrossata, un po' di arrossata, ma gli si è Tu sei tolto. guarito, quindi tutto a tu posto. puoi partire. Vai. A sto punto anche tu... lui aveva però quelle macchie, lo zio. C'aveva le macchie nei polmoni. Vabbè, può essere solo perché è fumatore. Io andrei avanti prima. Lei, però ci siamo scordati di mettere in nota, lo zio. Diceva quei tagli e lei però è l'ultima entrata. L'unica cosa che aggiungerei io, se no va visto da vicino, da quanti giorni sono nel campo? Questa cosa qua, per come giochiamo noi e per come ragioniamo Magari noi, sì. ci aiuterebbe. Magari poi si sblocca più in là. Non so, lo zio. Vuoi provare a Tanto mandare? visto che la fine della demo, buttiamoli così. Ok. Tu vai qua. Tu qui non può andare. A questo punto, proprio per prendere il massimo dei soldi, voi non potete evacuare e aspettate un attimino qua. Cazzo, abbiamo preso 8000. Utilizza i potenziamenti per migliorare la tua ispezione e la sua difesa. Andiamo in potenziamenti qui, ma ce ne saranno almeno altri 2 a sto punto, perché c'è troppo spazio qui, e possiamo un attimino Militarozzi, vai. Militari. Fai pure un bel Mitragliatrice cannoncino. che dura di più, così stiamo tranquilli. Anzi, giorno 5. A che secondo te? Troviamo tutto. Bravo. E chi se ne frega e chi se ne tutto. fotte. Quindi assunto, abbiamo fatto tutto. Si va a dormire. Tutto c'è rimasto. Ogni sera c'è un attacco, ok. Ogni potenziamento si paga. Ah, siamo dobbiamo scortare. Pure. Questo è carino. Patrogli. Salamalecchi. Rignoffa. No, che ok, Giamma non è per niente, ok. Non è per niente, ok, Giamma. No, non è per niente. È vicino Padova all'Islanda. Buttato bomba. Buttato esca. Attacco aereo. Ok,
Almeno col mitra potenziato che si ricarica più velocemente. Oh no, stanno riparando il furgone. La bomba ha fatto parecchio. Meno male che non c'è il fuoco Ok, amico. va bene. Sì, sì. Non riesco a capire se quelli che sento sono i fuochi d'artificio o i proiettili del gioco. Tutto- Tutti e due, tutto- Francesco. Vittoria. Ok, non dura neanche Tutti e due. tantissimo, ok. Ed è una cosa in più da fare. New symptoms have appeared, Quindi and è one of finita them is l'energia. aggression. Zitta. So they might attack you. Grab the pistol from the table. Also, pick up the riapriamo syringe qui. analyzer. Our scientists built it. A questo punto noi And già it possiamo accurately vedere qui. detects infection. But it's very expensive. Perché questo ha finito tutta la benzina, quindi noi adesso la dovremmo ricomprare. Eh sì. Ok. Carburante immagazzinato, facciamo un 2-2. E poi a sto punto, Ah, no, non l'avevo visto Peppino. a sto punto. Mamma! Così mangiate, non rompete i coglioni. Manciata che buona. Manciate un attimino. E a sto punto, penultimo giorno di lavoro. Tanto siamo pure in orario. Mamma mia. Però almeno ce la completiamo. Tu hai passato tutti i test gioco, quindi vai tranquillo. Ecco, altre cose da fare. Sedativo. La tua arma personale per l'autodifesa è l'eliminazione. Un test espresso monouso estremamente costoso per rilevare infezioni virali. Determina l'infezione con il 100% di precisione. Abbiamo anche il singozzolo che costa, però in casi estremi noi abbiamo Sì. proprio la soluzione del caso. Questo che fa? Perdonami. Il singozzo? Gli fai un test immediato e ti dice Ah, è se ha un test qualche infezione istantaneo. virale oppure no. Ok. Perfetto, no, non avevo Not capito. a zombie. Lei ci ha detto c'ho un morso di cane. Dove ce l'hai però questo morso? Perdonami. Ah, qua che c'hai? Lividi. No, Logi, Sì. questa è necrosi. No, Logi, questa è necrosi. No, sì, questo è necrosi. Questa è necrosi, signorina. Ah, tra l'altro c'ho un morso in faccia. Oggi mo mi ho fatto caso. Metti la luce UV. Residui Signorina, di sangue guardi. infetto e morso in faccia. Signorina, guardi. Ci dobbiamo sempre ricordarli di Sì, metterle così. qua così per qualunque situazione. Tu vai, vai, fidati, vai tranquillo. Non è colpa tua, il zombie non li hai necrosi, portati signor. tu, però ti hanno morso. È un problema. Infatti. Allora, bagaglio. Scusi. Vuoi contrabbandare dell'oro? No. Arma assolutamente no. Questo te lo lascio passare. Questo te lo tengo. Sigarette te le tieni. E qui sta tutto a posto. Ora togli gli occhiali. Stiamo aspettando un attimo che finisce il bordello. Ehi, va Non bene. preoccupare. Va bene. Ok, ok. Ciao Maria. Allora, tu almeno in faccia sembra che stai a posto. Sì. Però qui niente, di qua niente. Allora, tu all'apparenza sembri a posto, non c'è segni o cose varie. Sembrerebbe di no. Gli Forse occhi sono normali. forse un po' colorito. Giustamente sta festeggiando, giustamente. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Personaggio. Allora, vedete se l'ho riattivato, scusate, ma ci stiamo abituando a tutta questa nuova tecnologia tutta insieme. A sto punto, battito, respirazione. No, il battito pure è normale. Temperatura. Senti, guarda, tu puoi andare tranquillamente. Next.
Signorina, lei, Signora, è... lei ha dei problemi. Lei ha due problemi. Lei ha due problemi e sono anche abbastanza... ne ha No, signora, tre di lei deve problemi, andare a signora. morire. Mi dispiace, ma lei deve morire. Allora, signora, guardi, segua il gendarme. Lei indica la strada. Vada di là. Vada di là. C'ha la tosse mortuaria. Avanti un altro. Non era infetto, Non è... zii. allora dobbiamo stare un Ma quello era attimino- necrosi, però. Necrosi era un segno Ce di... l'aveva tutto sul braccio qua. Vabbè. Allora, vediamo cos'è qua. Però Allora. questi non vanno bene. Questo no. Questo no. Nemmeno questo. Allora, non voglio usare la violenza, però io sono autorizzato insieme al collega Gianmarco ad usare, aspetta che troviamo il tasto, questa qua. Quindi certe offese teniamo un attimo in disparte. Allora, siamo dalla base. Giù il cappello. Allora, qui niente. Niente qui, niente qui. Allora, tu sembri abbastanza normale. Sì. Con l'UV. You are in a quarantine zone. Stay calm and wait for your turn. Prepare your Senta, guarda. belongings for inspection. Vadi. Remove your outer clothing, hats, glasses, I and won't gloves. forget this kindness. Lei deve fare, mi sa, una pausetta. Allora, See? lei qui c'ha un libro, smetti di fumare. Vabbè, c'è cose normali. No, sei tranquillo. Tu vai un attimo in Però quarantena. vai in controllo. Poi andiamo a controllare un attimo nella No. quarantena com'è la situazione. Identification verified. Quarantine status stable. Prego, entri. Incidents reported. Allora, signor Kevin, venga. Ti do quanto tempo sta? Tu hai ancora il sangue in bocca. Non è guarito. Facciamo un altro check lo fra temperatura e tutto perché dobbiamo fare comunque. No, lui deve morire. Signor Kevin. Lei Campbell, ma un attimino se ne deve andare. No, Dozzi. Dozzi, lei sta Allora, proprio tu male. stai cambiando colore della pelle. Sì, no, Gianmarco. no, deve morire, deve No, morire. Gianmarco, lei è zombie, ma non se ne è accorta neanche lei al momento. No, Non lo è sa proprio- ancora. è proprio No, uno lei è zombie. proprio uno zombie. Proprio uno zombie. Giusto per vedere l'effetto che No, fa e se no. ci dà qualcosa. Ok, li Si possiamo deve un uccidere attimino anche noi. aggiustare l'animazione. Caduta come una peracotta e diventa invisibile. Ah no! Oh, no. Solo in ok, alcune fate il parti. sangue, ok. Qualcuno che viene a pulire per piacere? Eh, Salve. Tu sei arrivato oggi. Aspetta qua, non guardare, tu aspetta qua. Se no, nel dubbio. Però c'è il vetro, Ma se perciò ho lo pre- sparato Gianmarco. Tu non eri sicuro di Gianmarco. questa No, cosa? pensavo che il bug avesse fatto partire il colpo, lo so. È sparita. Gianmarco, zombie, putrefazione, sparito il colpo. A posto. Ma queste trombette si scaricheranno mai secondo te? Allora, tu, pure per provarcelo e vedere l'effetto che fa, Vai. io con te uso la siringa. The subject is not infected. Quindi sei verde. Verde vuol dire va bene. Verde è buono. Sì. Ti tolgo cappello. Vediamo se ha detto la verità, se no non abbiamo capito un cazzo noi. Perché è bloccata la sezione. Siete persone che non stanno assolutamente sperando di sfondare il Lecce. E sgabello persone Vabbè, belle. ormai quello è... non ci serve più È entrato sfondare col nessuno. camuffo. No, a me è finita, è fatta. Ormai è fatta tanto quello, quindi... No, no, dai, tu stai bene. Tu stai bene. Sì, su capelli, sì, su Ma capelli. buona sega anche a te. Ok, a questo punto abbiamo salvato tutti, ma c'è sempre poi da controllare a fine giornata la base. Anche che il carburante là mi dice 0 su 10 carburante a livello 3. Quindi noi dovremmo fare, mo, i fornisci di carburante. È finita. E questo è il quarto, quello. E uno di questo. Quindi compri le risorse, vediamo se Non è abbiamo troppo capito largo. bene il nostro lavoro. Andiamo nel magazzino. Prendiamo carrello.
Prendi carrello. Prendi carrello. Provi a portare il carrello, che poi giustamente un conto è dire, un conto è fare. C'è di mezzo. Un ospedale. Bello questo flow, mi è piaciuto. Allora, avviciniamo questo qua. Cibo, tutto a posto. Autotech. Sia lodata l'introduzione di questo pulsante e abilità. Voi non va azzardate a cadere. Dai che voglio mettere pure il turno. Pi. Allora, un po' di benzina di qua e poi ce la smistiamo. Tu vai qua col cibo e tu vai qua con le tanichelle di ospedale. Switch tattico, sì, bentornato quello 89, quello vero. Fatto un chanchet. Non servono, ma giusto per vedere l'effetto che fa, si potenziano le cose in modo tale da avere qualche bonus, ce li gestiamo pian piano e poi si va a letto. Guarda, se gli mettono anche come in Paper Please qualche sottotrama con qualche personaggio più in particolare, e poi giustamente tutti gli oggetti dorati che collezioni si vengono a mettere qui. Ci sta. Qualche personaggio con qualche quest proprio alla Paper Please. Già. Qui niente, evacuazione non pronta. Oh no, Che c'è? c'è lei che infetta. Era infetta. Cazzo, e mo? E mo sono morti di là, Gianmarco. Oh no. E che cosa c'aveva che non andava? Che ci siamo persi? A sto punto sopravvissuti ne abbiamo soltanto 2 perché c'è stato un problema. Ragazzi, è il nostro 6° giorno, scusateci se non abbiamo mai lavorato in una pandemia con gli zombie, non è colpa nostra. Allora, riattiviamo l'elettricità qua un attimo. Ti torna tutto normale, ok, ti fa capire che è successo un guaio, però poi si risolve subito a pane e puparuolo. Prego quello, ti è arrivato il link, è andato tutto a posto allora? Te li ho mandati oggi pomeriggio, poi non sono riuscito a controllare. Ti devo una fetta di culo, anche di più quello, non preoccuparti. No, che dire, io ho fatto una proposta, voi avete accettato, mi avete detto una cosa e l'avete ricevuta. No, a me deve una fetta di culo. E lui una fetta di culo e quell'altra me la prendo io a sto punto e vissero tutti felici e contenti. Street non ci interessa. A sto punto, volendo fare l'ultima giornata veloce così da switchare, perché sennò il principe si incazza. Allora facciamo che oggi ci sono i saldi. Ci entrate tutti. Tanto gioco già ci hai convinto. Ok, tu qua dentro cos'hai? Ok. Però c'è il sangue da bocca. Al momento vai. Allora, tu non vai bene. C'ha pure del caffè che nei giochi di sopravvivenza è sempre la cosa più rara da trovare. Tu vai un attimo in quarantena. I feel fine. Please, don't do this. This is bullshit. I'm cleaner than half of the people you let. Aglia! Gianmarco! Signora! Ma sei Avete dato impazzita? 900. Ma tu Potentissimo. sei impazzita all'improvviso? Mortacci tu. Di mortangoli. Tu sei giallo. Tu sei un po' in I quarantena. feel fine. Please, Tu vedi che don't quello do è this. sprecato, ma vuole attraverso l'incondiviso d'amicizia. Ha sgamato il mio piano, porca... Ehi! Ehi! Non ho capito, vi ribellate anche? Perché la grafica che mi ritrovo fa infinitamente più cagare di quella che si vede in giro. E forse è un problema di PC in questo caso, quello forse di Potrebbe darsi, impostazioni. sì. Tu tieni i driver aggiornati, Windows Update, tutto fatto sistemato, bello, tranquillo e sereno?
Magari c'è da controllare le impostazioni e c'è quella differenza se imposti qualcosina un pochettino tra alto e medio che fa la differenza. Mandati tutti. Quindi tu poi finisci la giornata e mo adesso noi dovrebbe finire la demo. Ok, lei era infetta. Attacco notturno. Secondo, abbiamo anche i soldati, abbiamo gli ultimi soldi, abbiamo le ultime cose da fare. Famole bene. Sì, facciamo un po' di esplosioni che a noi ci piacciono. Allora, vai con l'attacco aereo. Proviamo un attimo con... i missili e le bombe fanno un bel po', Pilota. No, puliscono un bel po' effettivamente. Metti esca. Ne escono comunque un bel po', più andrai avanti, giustamente più ne usciranno. No, ricarica per adesso. Lancio tutto addosso. Tutti morti. Ok, voi siete gli ultimi. Gioco, sei stato selezionato. A settembre Sì, sarai divertiamo. sarei fatto. Si è aperto anche un piccolo questionario e questo dopo me lo faccio con piacere. Magari se dicono suggerimenti gli dico: guarda, scusa, nella versione finale quando fai l'evacuazione si può vedere da quanti giorni stanno. Metti che ci ascoltano per comodità, a noi la cosa ci fa piacere. Allora, a questo punto torna lui, l'unico, il solo, l'inimitabile, figlio di puttana, esattamente quello là. Il problema è che la situazione è andata peggiorando. Non è proprio bellino. Io l'avevo visto insieme a Gianmarco tramite un video di qualcuno che forse aveva avuto qualche chiave d'accesso anticipata e quindi ci aveva potuto giocare un po' prima. Però noi, frega cazzi di essere influencer super famosi, aspettiamo 2 o 3 giorni e facciamo la stessa identica cosa. Quindi senza problemi né gelosie né tradimenti. Lo facciamo proprio. Lo facciamo al day one, questo esce a settembre, ma proprio senza ombra di dubbio. È molto molto simpatico. Questa è cosa buona. Allora, ora attiviamo lui. Guarda un attimo servizio. Sì, ma faccio un attimo quella cosa mentre faccio avviare il principe mezzo sangue. Ok. Ho visto pure qualche altro giochino che è uscito ultimamente. Ne è uscito uno. Ti dico già, ma fino alle 6 ho detto facciamo, questo è un titolo completo che è uscito un paio di giorni fa se non mi sbaglio, anzi no, ma appena torno te lo faccio vedere a te e lo faccio vedere in live e mi dite tutti un attimino che cosa ne pensate. Va bene. Allora aspettate un attimo che torno subito. Così, porta questo pure. Ok, arigato gozaimasu.
Venus, io me li prendo tutti. Wow, fatta per bene, in un certo modo, con sommo piacere. Allora, eccomi qua, scusatemi. Disattivato? Yes, tutto a posto. Allora, vi faccio vedere subito il Crediamoci, titolo. crediamo. Secondo me può succedere prima o poi che Sucker Punch ci fa sto regalo. Allora, dove sei andato a finire? Centinaia, Pepi. Finalmente a 60 fps. No, non di che non me lo so salvato, no, Un giorno, non fare lo sciocco. Aspettate solo un attimo. Ah, e poi confermato film di Elden Ring. Confermato film di Elden Ring, ovviamente con l'assistenza di George Martin. Ci mancherebbe. Ah, ok, allora a sto punto io mi chiedo come si possa condensare allora, in 1 ora e 45 barra 2 ore Elden Ring, però match dove è andato a finire, mo? ok? Io sapevo fosse un po' Ok? Un fratello invece. Allora, eccolo qua, fammelo disegnare, ok. Allora, 2 secondi. Che cazzo stai dicendo? Un fratello? Che cazzo dici? Che cos'è? Ma quello è Giorgio Clooney. Allora, aspetta, voglio io ho paura. No, ovviamente si va a vedere. Ma già funziona tu? No, non l'hai finito l'hai iniziato, ma non l'hai finito. Io ho fatto ok, dura 39 2 secondi boss principali in 90 ore. Ok, allora un attimo che switcho così vedete anche a livello voi. 189 e ho fatto solo i primi 2 boss principali. No, perché mi stavo divertendo, poi mi sono fatto givare verso lanciafiamme. Mi sono fatto givare i 2 spadoni di Rellana, quelli di fuoco e luna, dal flash. Volevo fare build a cab nel gioco base. Allora, già ma è questo out of sight. Vediamo un po'. Un pedofilo per caso? Potrebbe esserlo. Che cazzo? Ah, noi vediamo attraverso l'orso. Eh sì. Noi vediamo attraverso sia in prima che in terza. Interessante. È un Little Nightmares fatto, sì. Ed è uscito, è disponibile. Okay. Ditemi voi, che io l'ho trovato un attimino interessante, vi dico la verità. Allora, la parte che poi ci facciamo una bella analisi. Lui c'è. Me lo so trovato davanti all'improvviso, ho detto aspetta un attimo, fammi vedere chi sei, e si è presentato proprio in un certo modo molto carino e simpatico. Hanno condannazioni di voi che non ci riescano con Elden Ring. Più che altro Elden Ring, mi passi il pad già, ma per favore. No. Elden Ring già è vero che non è difficilissimo, ma non è proprio super facile da seguire. Si può fare meglio dei Dark Souls, ma comunque è bello particolare. Tutto che la roba non c'è, che fai per lì? Dark Souls se perriare. Sì. Ah, vabbè. Elden Ring pure se non sai perriare, se fai alcune cose. Ah, boh. Riesci a cavare. 99. Giorno 99. Devo ancora trovare il tempo per il DLC di Elden Ring. Dimmi, Peppino. Ok. Allora. Sì. Ricordiamo come ieri ci siamo trovati davanti la Throne Room, ma non ci siamo potuti entrare. Ok. Questo pezzo qua è fine qui? Qua. Tanto Gianmarco è ricchissimo, ragazzi. Ok. Gianmarco ha 8 appartamenti di proprietà. Sì.
più che altro comunque avrei fatto una serie di Elden Ring più che un film. Una serie, sì, tipo come hanno fatto con Fallout. Una serie Sarebbe stato bella pure con i meglio. soldi avresti fatto noi molto meglio. Allora. La puoi ambientare nella stessa line. Sì. Di fare o prima o dopo. Vabbè, sono curioso di vedere mo che esce cosa tireranno fuori. Secondo me se fai prima è un problema. Si è sballato un S25 Ultra. I ricchi che telefono hanno? Un S25 Ultra. Lui che telefono ha? Un S25 Ultra. 1 più 1 fa 2. Vabbè, penso, è un pago 22 euro al mese comunque, non è che è una cifra... Ma infatti, ma gli iPhone ve li potete chiavare pure nel culo, tutto il rispetto sempre, eh? Allora, chiavateveli proprio nel culo. Sì, dicono tutti così. No, Vabbè, ragazzi. sucatelo duro. C'è L'ambulanza, l'ambulanza, qualcuno si è fatto male. Ok, finora che siamo stati tranquilli, Qualcuno ci siamo si è detti, fatto ma male. apriamo un attimo il balcone così anche da far cambiare un pochettino l'aria. Stanno ripartendo, va bene. Allora, a questo punto noi come obiettivo quale abbiamo, Gianmarco? Quale degli 8000? Allora, penso che con questa situazione... Tizio! Tizione! Buonasera, Tizio! Buonasera a voi. Ma no, gli iPhone li puoi anche usare come ciabatte da Esatto. No, ma più che comprare 900 euro per usarle in questo modo qua, vai in mezzo a qualche mercatino, trovi anche cose a minor costo, Allora, per stasera già fare mappa con No, lettera bordello, è non è impossibile. Quindi ci teniamo quella cosa. Allora, garage con boiler room. Possiamo Chiavi fare... non ce le abbiamo. Si può comunque tentare sempre anche la scacchiera in realtà, perché ci bastano 2 stanze per farla, devono uscirci quelle 2 specifiche, il resto viene da sé. Allora c'è la libreria e possiamo vedere. Sì, possiamo provare se troviamo la cassaforte piccola e capire quale può essere la combinazione, ma mi sa che ci serve la lente di ingrandimento Qui pure. quale potrebbe essere? Ah, perché Giuseppe, noi cosa abbiamo scoperto? Da una lavagna in una stanza, ogni volta che tu metti la stanza in un blocco, ci sono 2 quadri. L'assonanza delle 2 parole ti deve far prendere, per quello che abbiamo capito noi, e funziona però, la prima lettera della parola a sinistra, perché poi riempendo tutta la scacchiera qui dovrebbe comparire un messaggio. Quindi c'è una lettera segreta in ogni stanza. Sì, abbiamo altri 78 misteri nel frattempo, Giuseppe, credi che è solo questo? Tizione, come la va? No, ragazzi, sono contenti che abbiamo capito, abbiamo fatto spargere un pochino la notizia che abbiamo fatto passi avanti su Blueprints e sono tutti felici per strada che stanno festeggiando. Ci sono anche delle ambulanze perché è un attimino un problema, però... Questo libro è lunghissimo. Allora, però dentro c'è qualche cosa. Non so se la sentite, ma hanno messo Trapanarella. Se non la conoscete, aprite YouTube e andate a cercare Trapanarella. Prendete una bibita, vi sedete, ve la godete, vi fate 5 minuti in tranquillità. Ok, è una storia. Non mescio le caramelle. Cioè, vedi, ci dovrebbero stare le caramelle qua sopra le olsi, il pacchetto nero. Vedi un attimo, oggi pazienza. Non ricordo dove le ho messe. No, queste non sono le caramelle. Tieni, da zio. Grazie. Le ambulanze sotto i bomb. Sì. Offriamo un punto di vista alternativo sullo scudetto, ecco, mettiamola così. È un cerchio che si chiude. Quello era. È proprio un cerchio che si chiude, Peppi. È Monster Hunter World / Iceborne in a nutshell. È proprio quello. La verità, Peppi, la verità.
Madonna la nebbia, guarda là. Porca vacca. Capodanno. Sì, è Capodanno, ragazzi. Non si riesce neanche a vedere il palazzo di fronte un altro po'. Madonna. Guaio. Madonna. Quindi questo smentisce la teoria comune, anche quando sono stato al nord, che dicono si sentono colpi di arma da fuoco per strada. No, Al momento no. no, ma penso neanche in Ah no, generale. scusami. Tanti fumogeni, fuochi d'artificio, casino e bordello, ma colpi di arma da fuoco, per fortuna no. Ok. Allora, o col cannocchiale c'è qualcosa qua zoomando nelle immagini. Però ovviamente non abbiamo. La storia non Morto è qualcuno, troppo morto qualcuno. lunga. Non vorrei che ci fosse qualcosa. Io voglio farmi una foto qui perché parla di questa cassa e sta cosa da aprire. Anche se poi dice l'ho aperta prendendo una pietra là vicino e rompendo il lucchetto. Allora vediamo solo un attimo, l'abbiamo soltanto preso noi, ok. L'anno 94. Allora, andiamo di qua. Bookshop abbiamo finito, è là, sì. Sì. Bookshop abbiamo finito. Vogliamo mettere la terrazza? Anche il Vault non è male in realtà, se vogliamo Però lo tenerci... se iniziamo a salire abbiamo già 4 se esce un'altra Allora volta faccio la throne room. terrazza. Vai. Anche ce ne Già serve ieri un'altra. siamo stati voldati. Tu ti siedi qua, ti metti, pucci la banana nel latte. Vedi solo alberi, non c'è cazzo di niente, però vabbè, va bene così. Mamma mia, Ernesto, come sei avido? Ecco. Questa è la seconda Tizio, chiamata questo è Blueprints, un gioco che ci sta mandando al manicomio. Trial and Error con... No, che trial non è trial and error, dai. Questo è Trial and Error, Dai. sì. Questo è rompi di coglions. 99 giorni di Trial and Error per riuscire a facciamo fare più. qualcosa. Allora, di base Questo tu è devi buono. esplorare questa villa mettendo le stanze a modo tuo per crearti il giusto percorso. Il problema qual è? Che in tutte le stanze, in tutto il gioco è pieno, strapieno di enigmi. Tizio, noi mo siamo passati, è un mese che lo C'è una facciamo. stanza rossa. Chi è? Stiamo passando in varie stanze 800 volte. Gli archivi di merda. Stiamo scoprendo tramite indizi di lore cose che stiamo trovando in giro, cose che non abbiamo mai visto. Via, via. Via, raro. Via sta merda. Ginnasio, 2 passi o potremmo lasciarlo, in realtà. Tanto mo li abbiamo sempre. Tunnel Tu devi diventare common. Bravo Tizio, è tipo un labirinto magico, esatto, Sì. lo ricordo un po'. A elementi roguelike c'è un sistema di potenziamento tra paghette, gemme e chiavi che dobbiamo utilizzare. Il gioco non ci ha detto esattamente dove dobbiamo andare per l'obiettivo che ci ha dato di aprire una determinata stanza. Ok, noi l'abbiamo fatto, il problema è che non era il vero finale e ragionando su alcune cose stiamo trovando altri indizi per andare avanti nel gioco. Scusa Cristian, perché sono impazzito? Che ho detto? Non ho capito. Ho detto qualcosa? Non me ne sono reso conto, ho detto qualcosa? Allora, Gianmarco già è pazzo per motivazioni sue. Questa è un'altra storia, questo è un altro discorso. Pozza Napoli. Allora, tu c'è un po' di tutto. Compra tutto. Tu sei uno dei migliori negozi che abbiamo mai trovato, effettivamente. Penso di essere andato in botta per 3 minuti e 51. In che senso quello? Sei mezzo svenuto? No, quello è solo uno scudetto, dai. Ha iniziato a dire cose no sense per un minuto. No, credo forse il disturbo col casino che stanno facendo fuori e il microfono ha pure diversi. Può essere raro, perché non mi sembra di aver sclerato. Hai un test rignoffa? Salamelecchi rignoffa. Ok, funziona. Funziona. Planetario. Ho passato tutta la canzone a che cazzo. Ok, perfetto. Raga, avete sentito che hanno rimandato Avengers e Secret Wars? Sì.
Ed è giusto così, ragazzi. Allora, visto che Marvel, lato nostro, da quello che stiamo notando, negli ultimi titoli post periodo inclusione e contenuti zero, mettiamola così, Salam aleikum, anche a te. con gli quello. ultimi titoli si è un attimino ripresa. Thunderbolts asterisco va bene, Daredevil ci è piaciuta, altri titoli, a parte il trailer di Ironheart, che Mamma mia. quel trailer ce l'avevano in mezzo ai titoli da anni, che era stato annunciato e non era mai uscito. Ci siamo rotti i coglioni della storia della ragazza di colore, che perché è di colore, perché una ragazza diventa migliore di tutti, mostra agli altri di essere migliori, sconfigge il male e vissero tutti felici e contenti, buttando fango sulle altre categorie, sugli uomini e quant'altro. Ci hanno rotto i coglioni, basta. Non è Ironas comunque, tizio, non c'entra il culo nell'acciaio, quello è mio, lo zio. Affossati sto Quindi cazzo. a sto punto, visto che gli ultimi Avengers sono stati, ma lo possiamo dire tranquillamente, un evento e dei bei film, Vabbè, hanno fatto il loro botto. se vi prendete dei mesi in più e si ripete quella cosa, a noi va Ma benissimo. più che altro ci sta... Ah no, ok, la lista delle costellazioni. Ah, Other Notable Night Skies of the First Appearance of both Diamonds, Minor e Major in È the same tutta la sky. spiegazione per andare avanti, ma noi a 50 già siamo arrivati, quindi più di 50 non c'è niente. Esatto. Sono le varie combinazioni che ci potrebbero servire, ma tanto noi ogni volta che la mettiamo Ormai ci siamo evitiamo a il posto. teschio e via. E c'è solo questo? Questa effettivamente oggi la dovevamo trovare quasi all'inizio, in Sì, teoria. ma quindi allora, non era facile, lo zio. la cosa bella di sto gioco è pure la combinazione. Noi abbiamo sempre avuto modo tardi di sbloccarci Sì. quelle lettere. Se l'avessimo sbloccata prima, ma come ti viene in mente di abbassare il cannocchiale? Oddio, effettivamente. Però oggi il vano segreto in un cazzo Sai cosa ci ha fregato? fregato? Girato cannocchiale, bonus, potenziamenti, frega cazzo tutto il resto, andiamo avanti. È stato quello che ci ha fregato. Nient'altro? Allora io direi penso di no, però sto gioco ce l'ha dimostrato che noi poi ce ne andiamo. C'è un controllo così ai muri. Va, te lo vuoi sapere? No, tizio, né io penso né manco Enzo. Il nuovo Doom l'hai provato tu, lo zio? Allora l'avevo provato prima che quindi adesso non l'abbiamo aperta noi. Sì. L'ho aperta io mettendo il codice. Penso di sì, lo zio. No, come cazzo si è aperta adesso? Senti, io sono entrato e ragazzi, ricordate che o mi sto confondendo io. Non ce ne abbiamo accorto. No, perché se ho fatto qualcosa che si aprono in automatico e non ci dobbiamo ogni volta ricordare il codice, va Sarebbe benissimo meglio. così. Allora, quello c'è la soluzione che non è craccare. C'è una magica parolina che se hai un computer che anche non ce la fa, ma che ti permette, grazie a una buona rete, di giocare in streaming, tu fai il magico Game Pass. Tu paghi quei 13 euro al mese, mi sembra che adesso costi, tu giochi tanto, giochi al day one, giochi bene, giochi in streaming. Se il tuo computer non ce la fa, puoi continuare sul telefono anche mentre sei fuori casa, puoi giocare. Fatto Game Pass, fidati, se puoi, dagli una prova, fai un tentativo, non ti deluderà. Napoli. Soprattutto se segui, ma battute a parte, se segui un certo tipo e che la rete non ce la fa, allora no. No, ok. Esatto, il mood è quello, di quello. Forza Che si chiama quello. Napoli, wow. Battute a parte, per chi ha la linea o un computer che può, provatelo il Game Pass, Ah no, perché il PC è a posto. giocate. Quindi... C'è anche Blueprints, lo stiamo giocando dal Game Pass perché è uscito al day one. Assolutamente sì. Poi che lui si merita I soldi, schiaffoni sì. e soldi, questo sì, questo sicuramente. Blueprints potentissimo. Bello dopo. Ecco qua.
Ho capito, però ma meno male che abbiamo messo raro. vabbè, forse è che partiamo Alla dalla prossima. pull di domani, sì. Quei dati aggiornati. Linea buona, vinci un po' meno? Sarò contento, non devo... sì. Linea buona. Allora, anche con un PC che non va bene, che non ce la fa di potenza, mi sembra che ci siano comunque i test, vedi, è tramite l'app Microsoft stesso in Windows, c'è proprio l'app Xbox. Dovrebbe esserci pure un periodo di prova per chi non si è mai iscritto. Non so se poi sta cosa è stata tolta, perché secondo me metti la promozione a €1, ti devo dire i casini e gli imbrogli che alcuni hanno fatto. L'altro giorno mi sono guardato la dobbiamo vedere ancora noi. Tra un po' finiranno forse. Non Quelli c'è sono niente. tipo uccelli migratori, si stavano spostando, poi mo si sono rispostati di qua, ma sì. adesso andranno da un altro lato. Migreranno, sì. Sì, come no, Tizio, la conosciamo assolutamente. Infatti la recupereremo. Io sono rimasto ancora alla prima perché la seconda sarà stato forse il primo episodio, ma non mi aveva preso, quindi ho detto vabbè, poi ti recupero. Vabbè, e poi lì sono fu. tutti staccati, quindi... Cioè, Però ho letto che c'è l'episodio con i Red Hot Chili Peppers che cantano Can't Stop, quindi non mi arrivo, cioè, non, mi è non- capitato non una letto clip io. su YouTube ieri. Ah, ok, allora topperiamissile. Io continuo a salire perché vorrei sperare. Caccia la Tron Room, per piacere, faccela. Manco a di dobbiamo fare qualcosa in No, particolare, ieri ma l'abbiamo sta visto. pure Peppino, C'è almeno pure facci fare una bella figura. che Metti la sangue della Tron, miseria. no, sì, Gretto, su, Sì, il problema è che abbiamo finito le chiavi, Gianmarco. porca Cazzo di Dio. merda che non sei altro. Stagione un Allora. po' deluso, carina, ma niente di più. Ok. Quello che ho sentito un paio di persone lamentarsi, ma a me sinceramente è piaciuta, eppure a Gianmarco, che poi li abbiamo viste in live, Black Mirror. Oggi pariata. Black Mirror ho sentito di molti che stanno dicendo no, schifo cacca. Vedetevi Hotel Reverie, pezzi di merda. Io non l'ho visto tutto, ho visto solo un paio, Neanche però io. quella io ho visto Tu hai visto Tronglets? Sì, ho visto Rome, ho visto quella delle foto. Pure bellina quella là, è simpatica. Sì, quella di USS Callister. Allora. No, Tizio, Black Mirror recuperala. non è incredibile come... Se non l'hai mai visto, vedila proprio perché è fatta Sì. bene. Sì. Però Dobbiamo c'è rischiare. una buona stagione, ovviamente rispetto alle prime due, no. Perché No, vabbè, l'inizio di Black Mirror è imbattibile. Ma anche perché era una novità, Bordato. Peppi. Era una novità. Cioè, però c'è, mo capi, ti fanno una storia in cui un tizio bello e buono per motivo X si punta una cosa sulla tempia e succedono cose. È quello sì. ormai, capito? Quello sì, effettivamente sì. Che state, oggi che persi? No, oggi è finita la radio. Ah, Turbol? Turbolato proprio. L'unica cosa, Hanno c'è la fatto un stanza cazzo, lì no? sotto. No, ma sto giro non è uscito veramente niente di utile. No, niente Cioè, per proprio. fare veramente un cazzo. Il giorno 99 è stato bocciato. L'altro giorno ho sognato di avere una ragazza. Tizio, magari è un sogno propiziatorio. L'estate si avvicina. Magari Tizio trova la tizia. Guarda, Cristian, hai visto l'unica puntata di Black Mirror che è scollegata dalla serie, l'episodio interattivo. Cioè, hai visto l'unica cosa che è una figata, ma che poi, cioè, è un'esperienza totalmente diversa, Cristian. Proprio, cioè, decidi tu. No, vedetevi proprio la serie dalla prima stagione. Molto particolare. La prima puntata vi lascerà sconvolti, ragazzi. No, non ve l'aspettate. Sconvolti. Non ve l'aspettate in nessun modo. No, vorrei la tizia così porta anche lì a trovare. Tizio, non ti preoccupare, arriva tu. Tizio ha fatto... sì, ma il tizio ogni tanto manza pure nei suoi... fa un po' lo zozzo, effettivamente, Il tizione. Vabbè, altre puntate carine ci stanno. Sì, No, sta ma in fra generale i mai è stata la stagione precedente a questa che è stata un pochettino Sì. loffia. Però poi hanno corretto il tiro. La quarta qui Però si sono impegnati di più ed esci per la piacere. seconda stagione Per c'era piacere. un Kojima praticamente, perché la Kojima, diciamocelo, Ma Kojima è ovunque, perché? bravissima quella puntata. Kojima è ovunque. Allora, almeno ho comprato delle chiavi. Oggi ho visto una storia dove c'era sul profilo di Kojima di un tipo che distribuiva volantini di Death Stranding 2 e la gente non li prendeva e facevo pezzi di merda. Sono i volantini del maestro.
Manca un mese, manca un mese. Il maestro. Ma chi? Cosa? Facevo. Ah, pensavo l'altro. No, no, Che ha fatto? Ah, aspetta. ha fatto della penna verso il video. Ah, sì. Si è Che quello- preparato. vabbè, tanto Peppi dentro c'è un enorme dito medio in PDF, proprio così sta. No, Giuseppe ha detto bene prima, c'è il vero finale di Metal Gear 4 e quando così il più lontano possibile, Scendan. anche 200 nel suo caso. No, finale di Kojima della saga di Metal Gear. Mamma mia. Tanto mo c'è Marinetti, c'è Luca Marinetti in Death Stranding 2 che si mette Marinelli, bandana. attenzione. Marinelli, è vero, chiedo venia. Potentissimo. Mette bandana, risolto. È lui, Il problema non c'è è più. lui. Ah, ma poi il fatto che ragazzi, Questo per forza. Con di Xbox? Oddio, No, di. PlayStation. Ah, quello lì che dovrebbe essere quello là con lo studio di produzione sarebbe? Esatto, Ok. no, non so se avete detto, Ah, fatto che ma c'è? ha detto, a quanto pare è giocato. Cioè, capite che ci sta Aladdin, Peppi? mamma mia. Probabilmente l'ex gen. Lasciate lavorare Cioè, così. lui sta lavorando su Fatelo un gioco fare. che già sa che quello che c'è mo non basta. Lui ve l'ha detto già, ha detto il mio gioco voi non lo potete far girare, non ce la fate. Ci vediamo fra un po' di anni. No, quello almeno un pochettino qualche sognetto, qualcosa lo devi fare. No, nel senso, vabbè, magari non li ricordi quello, però è vero anche che c'è anche chi non sogna. Allora, 2 gemme è buono. Ma sarà un film, Peppi? Peppi sarà un film. Io poi mi aggiusto. È il futuro del gaming, ragazzi. Sì. Avevo sentito questo fatto. È un film. Proprio un film. Solo il finale. Un'ora e 30 veramente ci fai un botto di Io penso che mo con Dead Stranding 2 ci divertiamo. Io penso che mi diverto proprio. Tu ti diverti Io mi sicuramente. diverto. Non dico faccio la 12 ore, però sto valutando di farla in un certo modo, quindi quello non è detto, Peppino, che siano vivi, sai? devo rischiare per forza. Ah, tu dici se c'è un'invasione aliena è meglio... sì, Tizio, quello è meglio evitare. Meglio evitare. Wow, per una. Soldati proprio, sarebbe stata la sicurezza. Non possiamo manco scendere giù. No, la cosa che possiamo fare la giocata è garage, prendere 3 chiavi, okay, per trovare o la porta qui, o vedere qui, o vedere qui un pochettino possiamo vai, salire. allora vai col garage. Solo dobbiamo trovare gemme perché se esce di nuovo la Tron Room. Fa niente. O se esce la Tron Room io banno Francesco. I tubi. Dove si dovrebbe collegare? Sì, qua. Qui fa qualcosa qui Jammox. Aveva ragione la lettera. Sì, non ci abbiamo proprio pensato né fatto caso. Va bene. Quindi confermato, dobbiamo collegare pure questa alla boiler. Ok. Il problema è che questo è pure particolare. Quindi o di qua o di là. Mamma mia. Oh, tu gioco birichino. Ah, giusto, quello è vero, oggi devi mettere il tasto per la canzone dei Gormiti. Ha ragione quello. Ah, è vero, è vero. Mo domani vedo di prendo il ritornello e lo metto. Non posso metterla tutta perché sennò ci danno problemi. Però metto il ritornello. C'è quel gormito da metterci dentro. Allora. Scasato. Sì. Tocca allora, a me. Pronto anche nella dining. Allora, 9. Aspetta, questo te lo faccio io, vai. No, aspetta, vado col mouse. No, vado col mouse, vai tranquillo. Allora, 16. Anche io ce li ho ancora, Tizio e Gormiti, da qualche parte ci sono. Allora. Mo. Oh Gesù, aspetta. Prego Gianmarco. Doppia linea, mo vadi con calma, non si preoccupi. Mo doppia linea, che cazzo è? Aspetta che c'è un bell'uomo che mi ha mandato un reel su Instagram. Aspetta, fammi vedere cosa vuole. No, facciamo conto che doppia linea era arrotondare. Il paradosso del lavoro, sì, effettivamente
proprio dopo oggi mai Reel fu più azzeccato, quindi ti ringrazio per l'ottimo tempo comico, Tizio. Sono nascosti per la casa, a volte apro un cassetto e ci trovo un gormita a casa. Bellissimo. Ad oggi mi serve un attimo la pagina Google, mi devo ricordare doppia linea cos'è. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Tu sei sicuro che non si sono spostati da soli? Non è che di notte mentre dormi, tipo Toy Story, si animano, c'è una guerra in casa tua e tu non ne sei consapevole. Sono un quadrato con due serie di due linee. Eccolo qua mio fratello. Loot level chill. Allora, dopo lo salvo nei preferiti. Allora, 17 diventa 20, ok, quindi 4. No Vincenzo, popolare, l'erba fa male, pippa. Ah, non pippare, l'erba fa male. No, non sto pippando. Nessuno pippa. Allora, quindi se bisogna rondare 4 resta 1. 10, 10 per 10. 100. La prima generazione dei gormiti adesso fanno un po' più. Stile diverso, dai. Sì. Un attimo che c'è Chatmano che si sta un attimino facendo i conti. 100. Non ho capito. Vedo si è bloccata la semi-intelligenza artificiale. Facciamo in un altro modo allora. Facciamo. Li hai sempre fatti, non ne hai mai abbandonato uno dall'inizio del gioco, Potrebbe Gianmarco. succedere. Tutti noi crediamo in te, Gianmarco. Potrebbe succedere oggi. Gianmarco, noi tutti crediamo in te. Allora, aspetta. Ok. Porca puttana. Dimostriamo a tutti no, che possiamo farci. Per carità. Vai Gianmarco. Però Gianmarco che ci servono le risorse. Vai Gianmarco. Il mio preferito era Pungolo, un tipo d'aria. Sì, dicono tutti così, 2 canne 5 euro. Ma quelle di Carnevale, quello che fanno l'effetto neve, mettiamola così. Ora sento che c'è un utilizzo più forte di certe sostanze, ma non penso che siano per questi sconti così colossali. Allora, così non mi trovo. Già partiamo bene. Ma li stai facendo in ordine partendo da no, ok, no, che mi ricordavo sta cosa qua. Hai fatto ma bene. No. Ok. Ok, quindi questo qua, in questo caso è 4, 2 per 2. No, io, capito, io già su scemo di mio. Se poi ci metto l'aggiunta, no, è problema. Avevo mandato 140, quindi forse è così. Quale? Aspetta. Ok. Ce l'ha. No, non ce l'ha. No. Non ce l'ha. Non è così. Non ce l'ha. Allora. Sì, è anche difficile concentrarsi con i rumori sotto, però crediamo in te, Gianmarco. Com'è possibile? Quello che non capisco. Citazione del signor Alunghi. Io purtroppo non ricordo i nomi, ma ne avevo vari di preferiti. Pure io ce li avevo quando ero un pochino più giovincello. Chissà che fine hanno fatto. Stasera mi sognerò di fare manz con una gormita. Magari penso che esisterà una ragazza su questa terra che fa il cosplay dei gormita. Potrebbe esistere. Cioè, visto che c'erano i gormiti femminili, magari uno si immagina un attimino la situazione. Dipende che tipo d'aria, però. Tizio, aspetta. E in che momenti poi? Uno? Bravo Gianmarco, abbiamo avuto fiducia in te e siamo stati premiati. Non so perché. Non sai perché, però è stata Gianmarco. Salva la pagina. Gianmarco, non ci interessa di essere i più forti del mondo. Ho avuto ragione. Ce l'abbiamo fatta. Questo è il segnale antiatomico di nuovo. Sì, è partito proprio letteralmente il segnale antiatomico, sì.
Allora aspetta, lo mando su WhatsApp così ce l'abbiamo sempre disponibile e io ho il link. Sì, Ok. grazie Cristian, sì, grazie. Grazie. A Grazie posto. ragazzi. Viola Christian era diviso. Qui una cassaforte segreta, qualcosa di segreto non c'è. Queste statue. A noi uno ce ne manca, lo zio. Una sola. Ed è qui dietro? Assolutamente no. Ma perché prima è uscita e mo non esce più, Gianmarco? Perché? Tu a Domeo puoi sapere. Perché io quel giorno ho detto scarichiamo sto gioco? Sempre colpa tua, guarda caso, va a vedere tu a finale chi ha colpa. Poi dice Uno è Francesco non c'ha parlato ragione. bene, è molto divertente, ci prenderà poco, qualche giorno. È un piccolo indie dolce, carino e innocuo. Coccoloso. Ah, faccelo. Allora, Meno male che gli archivi erano rari, torniamo a dirlo. a sto punto tanto non abbiamo neanche gemme. Buonasera Regan. Ah, Regan, stasera ti sei switchato con quello. Sei venuto tu a mezzanotte e 20. Ma secondo me sono la stessa persona e fingono. Ah, ti ha ringraziato anche per il gioco. Prego, è andato tutto bene pure a te? C'ho sempre un po' paura quando do i link di Humble Bundle a qualcuno, però fortunatamente tutto a posto. Ma fate fare, sì. No, possiamo andare dalla conference ancora, forse, no? Effettivamente potremmo pensare un No, attimino di è passare di tornato. qua e tagliamo, visto che mo sappiamo Scusate, qual era tifo la porta Napoli. giusta. Grande Va bene, Regan. va bene. Grande Regan. Noi di calcio ce ne frega 10%. Tizio ti fa per questo Gorm. Gorm, Tizio non è una squadra. Però vabbè. Qua tifiamo Lecce. Vabbè, quello è che siete dei pezzi di merda. Cioè, quello ci sta. Guarda, fai il miracolo finale. Però c'è Nattica. No, a quel punto metti la mail room, oggi ci vendiamo un pacco. Lettere? Qualcosa? O non abbiamo aggiunto un cazzo? No. Randolph. Questa era l'ultima e questa è quella lì dove abbiamo appreso. Aspetta, questo è nuovo. Ah no, Continuing You già l'abbiamo letto, ok. Sto punto ce la facciamo anche col tempo? Quando possiamo stoppare in qualunque momento, lo zio. 22, ok. Ma io personalmente sono di bianchi e neri. Questa è una pecca, quello. Questa è una brutta pecca. Siete andati avanti, manco cazzo, Regan. No, aspetta. Rispetto a ieri abbiamo scoperto cose e ci stiamo attivando per farlo. Poi che non ci riescono perché siamo sfortunati, questo è un E altro quindi discorso. fino al mondo abbiamo fatto manco cazzo. Perché No, abbiamo fatto una cosa sicuramente, Gianmarco. Che cosa abbiamo fatto? Siamo arrivati al giorno 100. Già questo è un traguardo importante. Ok. Con quelli non razzisti, insomma. No, Va bene. Ragazzi, è pure demode essere razzisti. No, ma oramai, stai basta. attento, tu devi stare attento quello. Io ti spacco la testa con un mattarello, occhio. E io con un pulsante ti posso cacciare dalla live. No, Quindi vabbè, quello no, la attento, censura attento. no, la censura no. Ti tocca mano, tocca mano. No, ma non c'è bisogno, la censura no. Io sono contro la censura. Ah no, è vero, io il pulsante devo farlo solo per Francesco. No, quello tu puoi parlare tranquillamente, vai, scusa. Sfiata la trombetta, chi? Sì, se stai 3 ore a farla ad un certo fanculo. punto è normale che finisci. Che No, città? non è citare, Ragazzi, ragazzi. La piattaforma mi ha fornito di alcuni poteri che io posso usare a mia discrezione oppure no. Qua non si fa niente. Enzo usa gli arnesi. Se voi del fate gli mestiere. sciocchi e birichini, però poi dimenticavo che era quello che stava parlando, quindi voi ragazzi, voi potete parlare tranquillamente, io faccio il duro e faccio il tiranno solo con chi lo merita. Se qualcuno si ritiene offeso da questo mio atteggiamento, Tiranno, ecco qua, è aveva perché scritto Re. ha la coda di paglia. Voi fate tranquillamente, dite parolacce, esprimete il vostro parere, parlate tranquillamente. Se c'è qualcosa che mi dà No. fastidio, ve lo dico io. Quello, ma perché ti fai sempre Quello bloccare sì, dal l'unico bot? che cazzo che fa blocco bot ogni volta. Ma Mannaggia ora la sei miseria, l'unico, cioè veramente quello c'è un'abilità. Se il bot impara l'abilità di sputo e ti sputa nell'orecchio, puoi non dare la colpa a Che ha noi. scritto il cazzo? Succhialo. Però succhialo. Mamma mia. Sì! Forza Napoli! Allora, a sto punto, stanza fuori. A Marco Succhialo, ecco qua, mo l'aveva fatto scrivere, sì, giustamente. Ragazzi, vi interessa di più Fantastici 4 o Superman? Io più Fantastici 4, per gusto mio pure. Devo capire che hanno fatto, onestamente. Allora, se devo basarmi sul rapporto fiducia,
Disney James Gunn, vince James Gunn, quindi ti Sì. direi Superman. Marvel e Disney in questo caso si deve vedere con che testa hanno voluto fare sto film. Perché Dal continua a trailer mi è bloccarmi? piaciuto. Quello sei l'unico. Sei l'unico. Come cazzo fai? Adesso sui coglioni al bot. Mo vedo domani se riesco a rientrare nelle impostazioni e se gli posso diminuire un pochino la tolleranza. Voi solo cercate di fare i bravi e di non esagerare, altrimenti lo rialzo. E banno Francesco. No, ma perché? Vabbè. Ah no, forse è l'abitudine. Quando mi viene da fare il tiranno, non so, il mio bersaglio preferito è lui. Pala Pala e e martello. Bella combo. Come pane e riso. Pane e riso, cioè. Altra ambulanza, a posto. Questo sembra un camion dei pompieri quasi. Se offendi il bot questo ti blocca? A quanto pare forse sì, Christian. No, ma non è mai stato così tanto rompiscatole. E poi gli abbiamo messo alcuni termini sotto consenti. Si è cambiata forse qualcosa nel bot. Proviamo, con vai, la quello. chat che ho fatto. Scrivi tipo solo coglioni e basta, vedi se ti blocca. Che effettivamente dovrebbe essere cambiato il bot con la chat che sto utilizzando adesso, No, a quanto pare non è il fatto del bot. Sarà pure l'algoritmo. Ha capito che quello è uno stronzo, molto intelligente. Reigen, sei malvagio fino al midollo. Questo è un colpo Questo però basso è e da te non me l'aspettavo. Bot merdone coglione. No, allora non era il bot, era coglioni che non gli è piaciuto forse. Allora. Ma questa per forza deve, cioè, se non parte oggi questa, ma quando deve partire? Cioè, allora, Zi. Allora, tu scendi un attimo. Scendi un po'. Scendi un attimo e vai su standard perché poi tu sei common e va bene così. E tu vai a common, tu vai a common perché sinceramente gli servi. Fusione di colore, se mi guardi sei un c'è. Boh. Va bene. Vabbè, tutto a posto. Pala, ce l'abbiamo. Effettivamente la combo nella Tulshid martello pala c'era mai uscita. Però gioco, sei molto birichino, gioco. Si potrebbe traiare Freezer con fornace. Te la trust. La proviamo. Congela sta Wallera. Vai di tunnel. Dobbiamo vedere da sopra. Allora. Le coppole di minchia. Forza Napoli. Facci girare a destra. Ma pure a sinistra. Vabbè, possiamo girare nel lato destro. Possiamo tornare là, sì. No, però non possiamo rischiare, già ma. No, dobbiamo andare col... Allora, mettiamo questo. Vediamo un attimino qua dentro che esce. C'è l'Ocrit, 2 gemme e 2 chiavi, quindi pacchetto perfetto. No, ragazzi, se non si sente oggi sta canzone, ma quando la metto? Sì. Si scala una cassaforte con parte. C'è troppe volte il logo della Sinca qua, Gianmarco. Qui c'è qualche indizio o qualcosa sulle cassaforti? Non so. L'abbiamo mai controllato poi sto testo? Non mi ricordo, sì. Vabbè, dobbiamo adesso vedere qui con la lente fuori di la forza Juve. Ragazzi, se lo faccio succede un casino. No, è morto. Proprio lo diciamo in realtà come è stasera forse più forza Inter, non dovrei dire. Diciamo questa è una di quelle serie dove meno si dice, meglio si festeggia a posto. Infatti fra poco che poi andrò via dovrò fare una corsa contro il crimine e contro i mostri in mezzo alla strada, ma sarà interessante. Forza Gormo, lo posso urlare, tizio? Sì, magari dice una squadra tedesca, così ho preso la bolletta, ho vinto per colpa di sta squadra tedesca, poi ci credo. No, ci credo. Scusa, da te. Madonna. Ci sono ancora? Più che altro si stanno fermando comunque per me. Vabbè, quella è la cosa importante in questi momenti è farsi sentire che ci sei. Ci sei, ti fai le tue cose, ti fai vedere. Venga, scampi apposta per urlarlo, quello non te lo consiglio, sinceramente. Evita.
non te lo consiglio. Amicizia, solidarietà, ognuno festeggia come vuole, evita. Non è proprio il momento in questo caso. Una bella bomba Maradona e si vola, quello penso che te la mettono loro a te. La Allora, bomba se Maradona. vieni con la bomba Maradona, la fai scoppiare tranquillamente in luogo tranquillo, magari ti fanno pure l'applauso. Però se urli quella cosa e poi lanci quella bomba, no. È autolesionismo? No. Sì, quello infatti, è proprio autolesionismo, ma brutto però. Napoli, sarebbe meglio per dopo, che non possiamo fare niente. Ma per forza il gift shop. Allora. Guarda che stupidi, busa. Sembrava una botta. Questo ha rischiato il bro. Sì, il bro ha rischiato. Sembrava botta anche bella grossa, fortunatamente no. E finalmente abbiamo capito perché cambiava la lettera qui ogni volta, Gianmarco. Che qui non ci sono immagini, quindi non ci sono fotografie. Io mi sono posto il problema l'altra volta, non è che alcune stanze, però c'è la lettera. Crow e bot, però non quindi fa è la rima. C, quindi Sì. per questa stanza qui ci troviamo sempre l'indizio, questa vale come jolly. Ok, ci dà l'indizio direttamente qui. Pure sto fatto, sì. Per questo era sempre diverso e ci abbiamo fatto caso più volte. L'urlo preattentato del simpatico individuo in Kazakistan. No. Non credo. Per finire l'anno sportivo grande serve il magico Pescara in B. No, Pescarone. Mamma mia, ma che stanze stanno? No, abbiamo iniziato tardi. L'altro giorno non l'abbiamo fatto. Ci ha fatto vedere la Tron Room per farci il dispetto e ora non ce la fa apparire. O non ce la fa utilizzare. Le trova bene? Volendo, no, spero. Noi ci buttiamo in mezzo. Vediamo un attimino. I ragazzi della curva B. Ginnasio pure, però. Questo però giustamente sarebbe perfetto. È la morte sua qui. No, Ma questa è la morte nostra. Questa è pure la morte nostra. No, c'è la cappella, però c'è la cappellazza. Mettiamo questa. Gianmarco, come ha passato i fiumi di gente? Reagan, semplice, mi sono avviato durante il primo tempo. Il problema è ora. Sì, cappella. No, perché adesso mentre fai una strada diritta ti appaiono anche in testa direttamente, non sai come ci sono arrivati. Una cosa che ti ammazza e poi tiri una bomba, è la stessa cosa. Sì, vabbè, quello all'incirca. Sì, anche a voi. Allora Gianmarco, io te lo dico, siamo in zona dove ieri l'abbiamo trovata. Se per caso appare la Tron Room adesso, non me ne frega niente. Io faccio semplicemente 2 mosse, anzi 3 mosse. Alt F4, saluto i ragazzi, pulsante stacca live e buonanotte a tutti. E se ci appariamo che proprio abbiamo bloccato i diamanti, no, ma questo rischio non c'è da zio perché ne prendiamo a parte 0, ma poi non teniamo più strada. Ok. No, ragazzi, purtroppo non posso dormire qua, che io domani mattina devo andare a lavoro. E domani lavoren. Gli offro anche il mio letto, però giustamente se deve andare al lavoro è un pochettino impossibile. Ragazzi, pure con la macchina di mamma, che ne hanno preso la via. E poi una cappa e torna a casa. No, ragazzi, io già ho la mia strategia. Che non è questa. No, la sua strategia non è questa qua. Non è questa qua. Ma non ci arrivi a casa. Ragazzi, forse no. Potrei non arrivarci effettivamente, ma lo scopriremo. Quindi in teoria dove abito io dovrebbe essere vietata transito e cosa perché c'è l'ospedale. Sì. Quindi in teoria là, arrivato là vicino dovrei stare nel cillo. Ma se lo dormo in macchina non è un problema. Domani mattina non vado al lavoro e me ne vado a casa. Giustificazione è colpa dello scudetto. Colpa dello scudetto. Non si può fare legalmente questo. Allora è vero che si faceva e si fa in GTA per prendere punti sotto questa. Nella vita vera non si può fare, ragazzi. È un peccato ed è un problema. Sì, sembra più o meno il finale di Joker, Reagan, sì. Io prima o poi devo trovare il coraggio di vedermi Joker. No, io non lo voglio questo coraggio. Sì. A me mi avete fatto vedere Madame Web in live e voi non volete vedere film. Va bene, io incasso Madame Web è stata un'esperienza. Io mi ricordo ogni singolo frame del film. Ok. Te lo prometto, te lo giuro. Allora, io voglio vedere una cosa e voglio vedere se Gianmarco vuole fare una scommessa con me. Vai. Allora.
ok. Allora, Gianmarco, se io, scommessa che facciamo in live, ragazzi, fate la clip. Se io trovo il modo di stupirti nei prossimi giorni in un modo che tu non te lo aspetti, Ok? e tu devi essere sincero e di se ti ho stupito, prendiamo e ci vediamo Joker. Sì, io 2 ore e 20 di musical non me lo accollo. Quindi a me 2 ore di Madame Web sì e 2 ore di... Almeno non era un musical. Mi dispiace, io non li tollero. Mi sono rifiutato di vedere anche La La Land, seppure dicono che sia comunque un bel film. Va bene, rivaluterò Non ce la la scommessa in un altro Già la modo. faccio. Un'altra cosa te la posso accettare, ma 2 ore e 20 di cacata non... No, e non accettato perché se proprio non gli piacciono Almeno, i musical, come ha detto Reagan, almeno in Madame Web c'era un quantitativo di fessa incredibile. Almeno io avrei questo. detto Morbius, ma tu già l'hai visto più volte e ti Io è ho visto piaciuto, 3-4 quindi volte. va bene, valuterò la scommessa sotto un altro Reagan, punto di poco vista. uomo è sempre tua madre, ricordatelo sempre. Va bene, e con questa massima di Gianmarco, buonanotte a tutti ragazzi. Buonanotte! Ora mi dovete spiegare Madame Web. Allora Christian, allora la Sony, no? Aveva i diritti di Spider-Man, cioè ha tuttora i diritti di Spider-Man. Però se non fa film, poi li deve ridare a Marvel. Quindi ha detto facciamo una cosa, prendiamo le gnocche, mettiamogli i costumi per 2 secondi, però facendo passare il film come se apparissero tutto il tempo così. Mettiamoci una trama che ha 88 buchi, belli grossi, eccetera, eccetera. Mettiamo sta cosa che viene sempre accennato, che c'è sto cazzo di Peter Parker piccolo che sta per apparire sempre, ma non si può dire Peter Parker in quel film, non succede un bordello. Metti il nemico finale che muore dal logo della Coca-Cola, Pepsi. della Pepsi, in modo stupido e lui prevedeva e leggeva il futuro, e ti ritrovi un film di merda tra le mani. Bello. Punto. Ecco, Sì. in quel momento ce l'aveva talmente piccolo che non l'hanno fatto Era manco un vedere. fetol. Vabbè, Quindi non vi siete persi niente. ragazzi, Buonanotte a buonanotte. tutti. Non c'è, che cosa dici? No, quello è così. L'ho visto. Prima lo dicevo per sentito dire, adesso l'ho visto con i miei occhi. È così. Buonanotte. Oh.